Attenzione, fanno la pallata. Tutti pronti? Mazzarri! Marondolo Carmen aiutaci tu. Marondolo Carmen aiutaci tu. Allora, attenzione a questo, io sono molto in ritardo. Allora, con calma perché gli azzurri dovete calcolare che insomma sono un po' benvenuti, buonasera a tutti, siamo in pochini, siamo tra gli intimi. Perché? Perché ho calcolato 4,5 più o meno tra il ritardo del mio streaming, tra un po' di ritardo che si è cominciato la partita, insomma ci guardiamo questo finale insieme. Allora, subito posso rispondere all'amico Lui Aie. In caso di pareggio l'Italia si qualifica, però sarebbe attenzione Donnarumma, però è sempre meglio vincere, era sempre meglio, che qua si sta avviando verso il pareggio, però 5 minuti. L'Italia si qualifica, però potrebbe finire anche in quarta fascia. Ci qualifichiamo sicuramente, però con un pareggio tu puoi puntare alla terza fascia. Questo ho capito. Quindi la vittoria sarebbe meglio, la sconfitta ci butta assolutamente fuori, quindi attenzione. Come Politano no, vabbè. Mi dite che si è fatto male praticamente, perché dentro Darmian, ma perché no, aspetta. È l'unico che non sta guardando la partita, e può essere Salvatore. Tutti si sono concentrati sul tennis in questa settimana ed era inevitabile. Cerchiamo di capire quello che sta successo con Politano, perché la notizia, e non voglio fare allarmismi perché non ho visto il tipo di infortunio, Lindstrom ha preso un infortunio ed è stato sostituito per infortunio. Io Politano l'ho visto uscire bene, forse è una sostituzione di paura. Attenzione, c'è Garcia. Ma allora è Garcia, allora stai dando un messaggio di paura, stai dando un messaggio che ti abbassi, che è meglio pareggiare che non perdere. Adesso capiremo bene, ragazzi, questo è tutto in divenire. Però vi ripeto, la notizia, dobbiamo capire la notizia su Lindstrom. Raspadori che ha giocato la prima parte, insomma i primi 45 minuti, probabilmente un po' stanco perché aveva fatto tutta la partita precedente, quindi Scamacca non benissimo, onestamente. Ho visto uno Spalletti molto molto arrabbiato con Scamacca, e ho rivisto onestamente nel secondo tempo, attenzione, adesso poi vi leggo tutti, però attenzione, fatemi vedere perché c'è un'incursione, Maron. Mamma mia, questo dice aspetta, Mudryk. No, rigore, mamma mia. Aspetta un attimo, fatevi vedere bene, perché qua cioè, è una vera e propria tragedia sportiva. Fatemi vedere bene. Tocca, voglio il rigore netto. Il rigore netto. Ma non stanno controllando, io il rigore netto. Qua è uno scandalo. Vabbè, ok. Andiamo avanti. Caspita. Uomini forti, destini forti, ragazzi. Se abbiamo il destino forte, ce l'abbiamo, che vi devo dire.
Che sofferenza nel finale per un'Italia che insomma nel primo tempo ha subito inizio meglio Ucraina, onestamente. Parata di Donnarumma, un po' di problemi anche per Di Lorenzo da quella zona. E poi siamo cresciuti, ci sono state un po' di occasioni, tiro di Barella, ricordo, Chiesa, quell'imbucata di Chiesa per Frattesi, queste spaccate che fanno i portieri moderni nel parare, chiudono tutto lo specchio della porta, veramente impressionante. E nel secondo tempo onestamente io ho visto un'Italia un pochino più prevedibile, ed è la stessa sensazione che ebbi nella seconda Italia di Mancini, insomma l'Italia post europei, sì, il 4-3 sì, però se non fai le cose velocemente rischi di essere un po' prevedibile. In questa Italia tatticamente è un po' più interessante, perché vediamo Di Marco fare più che diciamo noi che conosciamo Spalletti molto bene, più che un paragone con Mario Rui, ovviamente il terzino più interno, è proprio il paragone secondo me con Di Lorenzo, perché con Frattesi e Barella, che sono abbastanza simili, molto spesso Barella si affiancava a Jorginho per non lasciare solo Jorginho in regia, e a volte vedevamo proprio un triangolo con Jorginho, Barella e Di Marco a centrocampo nel secondo tempo, con Frattesi un po' più avanti alle spalle della punta, e che non è male, perché è interessante. Però onestamente non mi è piaciuta la scelta di Zaniolo. Là cioè, Berardi in tribuna, non dico fai giocare Politano subito che sta benissimo, ma la scelta di Zaniolo è stata un pochino forzata secondo me, col senno di poi, perché magari poi poteva fare una cosa grandissima. Attenzione, un ultimo lancio, poi possiamo parlare anche sempre dei difensori che sono difensori di difesa a 3. Attenzione a questo, il tiro rimballato, Donnarumma. Ancora buongiorno. È finita a te, allora è finita, ok, meno male. Io mi sto guardando questi ultimi minuti, c'è uno Spalletti un po' nervoso. Non dovevamo giocare per il pareggio, e non credo che abbiamo giocato per il pareggio, tant'è vero che qualche imbucata per la troppa foga, per il troppo spingere, abbiamo lasciato un po' soli. È fatta, dai, è fatta. Corre Spalletti. Spalletti è corso da Scamacca, non ho capito. È l'ultimo quarto d'ora, abbraccio di Spalletti con Kean. Ovviamente noi dobbiamo essere onestissimi, perché è la nostra squadra, insomma, della nazionalità. Se fosse capitato alla nostra squadra del club l'avremmo detto lo stesso, non abbiamo di questo problema. Lo rivedremo più e più volte. A me sembrava netto dal primo replay, poi riascolteremo, ci saranno delle dichiarazioni in merito, gente come Zinchenko non si fa aspettare, gente di personalità e gente che gioca anche in club importanti, se dovranno dire delle cose le diranno. Qualificazione senza Muso, grande Giorgio, pensavo di uscire, Diego, ci siamo ridotti a esultare per esserci qualificati a un europeo. Luca, questo è il momento del calcio italiano, e non stiamo ancora benissimo. Oltretutto, quando tu fai un cambio in panchina non puoi aspettarti che improvvisamente Spalletti non li ha a disposizione per tutto l'anno, e quindi ci può lavorare a fondo sulla mentalità, sulla tattica e anche il materiale umano a disposizione. Dobbiamo renderci conto ed avere un po' di pazienza, la pazienza che dovremmo avere insomma in generale adesso, che nel caso, io parlo del Napoli, nel caso insomma dell'arrivo di Mazzarri, sebbene sappiate che io non sono entusiasta di questo avvicendamento in panchina, fatemi spegnere qua, anche lì dovremmo avere pazienza, perché affrontiamo delle squadre fortissime subito, e in questo periodo di avvicinamento all'Atalanta Mazzarri con chi ha lavorato con le riserve, quindi sarà tosta. Ancora dicono rigore netto, rigore nettissimo, bella cacchetta, una piccola cacchetta. Politano sostituito per scelta tecnica, non per infortunio, e questo è, ragazzi,
diciamo a Spalletti quello che abbiamo detto a Garcia: non può essere mai possibile che tu ti però questa era una finale, le cose vanno soppesate, uno non è che può valutarle con leggerezza e dire così, sei dentro o fuori, se ti fanno un gol nel finale rischi di uscire clamorosamente, pensavi magari con l'ingresso di Politano di poterlo fare il gol, e invece no, alle volte si devono fare anche le sostituzioni conservative. Ha avuto ragione Spalletti, e che gli vuoi dire? Stai dando un segnale di paura? Sì, sicuramente un po' di paura se l'è messa anche lui, però dovevamo portare il risultato a casa, quindi non è che mi metterò a fare adesso la polemica sarcastica, anche se un pochino. Bisogna aspettare, ma Spalletti ha carattere, senza dubbio. Cambio su Politano non mi è piaciuto, e lo sappiamo. Spalletti a cortomuso, avevo paura della suppostina di Malinowski. L'avete visto mo a Scamacca che faceva per ecco, sabato diventerà Xabi Alonso. Mamma mia. Sì, adesso dobbiamo vedere con l'Atalanta. Io ho preparato il video. Dovete sapere, ovviamente, c'è un like da Facebook, o una persona che sta seguendo da Facebook. Ho aperto le live anche su Facebook perché l'amico Enzo mi sta dando una mano a setappare la pagina anche di Facebook. Dobbiamo essere attivi, dobbiamo essere super attivi. Se quel cambio l'avesse fatto Garcia, lo sappiamo, se è stipato per noi. Il nostro XG era di 1,56, diciamo che l'Ucraina è stata fortunata a rimanere, diciamo, in partita. Sì, vabbè, noi qualche cosa l'abbiamo creata, sicuramente il portiere loro c'è stato. Poi c'è stata pure quella mezza incertezza di Donnarumma, esco non esco con Di Lorenzo, e poi fa una buona uscita sui piedi dell'avversario. Insomma, non è un'Italia, è un'Italia entusiasmante a metà, perché anche nella partita che poi vinciamo dilagando 5-2 li avevamo presi 2 gol dalla Macedonia, un po' di paura era arrivata, e allora un po' di paragone si può anche fare, che non è un'Italia martellante come non è un Napoli martellante che fa intravedere delle belle cose ed altre volte no, e quindi dobbiamo essere un pochino cauti con i giudizi. Per me era rigore netto, Giampaolo, era proprio un rigore nettissimo. Si vede il lavoro di Spalletti, principio di gioco, la legalità. La legalità? Si è subito adeguato bene nel nuovo posto di competere, la Juve azzurra, in attesa di sbarcare a Torino. Tu c'hai la polemica che ci sta, anche se il gruppo Italia è un gruppo più interista, se ci rifletti, perché sono tanti, e poi è anche una scelta logica, secondo me, perché quando tu ti rendi conto che c'hai un gruppo più folto di giocatori in una squadra che sta in fiducia e che sta andando molto bene, cerchi di metterli insieme con logica il più possibile, perché si conoscono bene, si cercano. Lo vedete quando c'è Di Lorenzo, Raspadori, si capiscono i movimenti che fanno. Potresti anche avresti potuto scegliere anche Politano con Di Lorenzo per fare un'altra catena che si conosce bene, oltre a centrocampo con Frattesi, Barella, con Di Marco, Acerbi. Questo è l'Italia, ragazzi, in questo momento. Adesso si sta puntando abbastanza forte su Raspadori, che è un buon attaccante, che però deve crescere, deve fare minuti seri da centravanti, ed è difficile perché a Napoli sei chiuso da Osimhen. Se Osimhen recupera, gioca sempre Osimhen. Cerchiamo di renderci conto di questo. Però in prospettiva, con il tempo di lavorare, qualcosa si potrà fare. Che ladrata, si doveva uscire, vedi l'onestà. Poi, secondo voi, perché il VAR non è intervenuto nonostante abbia visto sicuramente le immagini volcate dalla regia straniera? Caro Massimo, l'unica cosa che ti posso dire da protocollo, cioè l'unica giustificazione che si può dare, anche se per me è un chiaro ed evidente, perché se tu arbitro dici niente, allora o dici che si è buttato e lo devi simulare, se invece l'ha preso, oppure tu puoi controllare, ha toccato il pallone, l'ha sfiorato il pallone il difensore, quello per me è loro ti potranno dire non è chiaro ed evidente nelle riprese se è un errore o no dell'arbitro, quindi si lascia correre e si lascia
l'idea iniziale dell'arbitro per me è un chiaro ed evidente, lo prende, poi vedremo altri replay un po' più chiari e ne sapremo di più. Come l'hai visto Raspa nel primo tempo? A me è piaciuto, buoni movimenti, ha legato bene il gioco, si è vista la differenza, senza dubbio, molto meglio Raspadori rispetto a Scamacca, è proprio padrone del ruolo, sa quando andare in profondità, sa quando venire incontro, sa quando allargarsi. Raspadori è padrone di questo ruolo. Scamacca ad un certo punto l'ho visto un po' slegato dal primo pressing, secondo me è lì che Spalletti ha cominciato a urlare su Scamacca, perché è una cosa che noi conosciamo molto bene: se tu il pressing non lo fai compatto con tutti i giocatori, ti superano con 2 triangoli, perché basta uno che non ha accompagnato, hai lasciato libero quello che riceve palla e poi bastano 2 passaggi rasoterra, perché poi tutto diventa in ritardo per recuperare e ti vanno fino in fondo. Quindi da questo punto di vista meglio nel primo tempo. Sì, io sono d'accordo con voi sul rigore. Non mi piace ottenere i risultati così, calcio di rigore nettissimo, ma arbitro e VAR dormienti, senza dubbio. È proprio così, questa qualificazione tanto merito di Acerbi. E buongiorno, gran bel difensore. E ci ragionavo, caro Luigi, sulla questione Buongiorno, che pare, a me non hanno detto in telecronache, che lui abbia rifiutato il trasferimento all'Atalanta. Però in prospettiva, sai, Buongiorno, visto che il Napoli, certo anche lui è mancino, quindi ti ritroveresti Nathan e Buongiorno, però non è male come profilo. E io mi aspettavo un po' più Acerbi perché Acerbi anche un po' lento, lo metti almeno sul centro-sinistra, se si deve disimpegnare col suo piede un poco meglio. E invece Acerbi sulla destra un po' di difficoltà nel primo tempo l'ha avute. Si può fare, insomma, i braccetti, quelli che sono abituati a giocare a 3, si possono adattare a 2. Lo abbiamo visto con Rachmani, che nasce a 3, però lui ci dice: io nella mia nazionale gioco a 2. Non dobbiamo essere chiusi nella scatola della partita, sicuramente, però in prospettiva Buongiorno mica male, meglio dell'Italia di Mancini. Poi ha dovuto spendere il fallo, spendilo il fallo, perché se n'era andato quello nel primo tempo. Comunque meglio dell'Italia di Mancini, garantito a Kakis. Rigorore, per me rigore netto, se ne parlerà ancora, anche secondo me rigore netto, dice Davide. Come le affrontiamo la Spagna, Germania, Inghilterra e Francia con questa rosa? Sicuramente bisognerà fare molto di più. Ma Spalletti schifa pure... Non lo so, Nico. E lì è entrata la paura, voglio mettere un difensore perché non voglio rischiare. È un discorso che con molta onestà dobbiamo accettare. Quando arriva il risultato, che facciamo? Diciamo grande mossa di Spalletti. Valutiamola per quello che è una mossa difensivista del grande Spalletti, che figuriamoci se ci mettiamo a discutere Spalletti. A qualcuno le mosse difensiviste vengono perdonate e a qualcuno no. E sotto questo punto di vista poi vale il risultato ottenuto. Uno non vuole essere risultatista, ma registriamola che esistono certe cose. Lo abbiamo non tanto per esempio la sostituzione di Garcia, che dobbiamo ricordare, è quando mette Ostigard difensore in più e finiamo a 5 in Champions League. E lì però, mentre noi il risultato lo otteniamo, non è che abbiamo blindato e siamo diventati improvvisamente la Juventus, sai, tutta la difesa che crossi, non succede mai niente. No, abbiamo rischiato con il Braga all'epoca, lo ricordo benissimo perché parlai della partita proprio con più mazzo in assoluto. Qualcosina l'abbiamo rischiata anche qui, perché poi ti danno il rigore, stai stato pure, voglio dire. Zaniolo inesistente, non capisco la non scelta di Politano con Di Lorenzo, che si conoscono a memoria, e sono d'accordo Luca, aveva molto più senso. Il cambio Politano-Damiano, anche Vituperato Garcia lo avrebbe fatto. Al Barça Putin, però mi piace la maglia di stasera, è un po' tipo il marmo di Carrara. Buonasera a tutti, qualificazione ottenuta, meritavamo di vincere, ma alla fine c'è un rigore per loro. Spalletti molto male stasera, esistono le storie tra squadra e allenatore, non i singoli. Esiste tutto, esiste che ci vuole tempo per creare le sinergie, certo una cosa dalla sua Spalletti
che non ha avuto Garcia e che risulta credibile soprattutto nella nazionale italiana, perché è fresco il ricordo di quello che il Napoli ha fatto con Spalletti nei giocatori della nazionale. Tutti quelli che insomma hanno affrontato il Napoli, molti di quelli che giocano in Italia, sanno benissimo insomma che la squadra di Spalletti andava a 1000 ed era ingiocabile in alcune fasi. Quindi credibile. Quello che speravo in Garcia, che poi purtroppo non lo è stato, perché non è risultato credibile, un po' per certe sue scelte sicuramente, un pochino per la comunicazione, perché passerà alla storia insomma come quello che non ha saputo comunicare bene, e quindi poi anche i giocatori sono andati un pochino dietro a quello che è stato il racconto dell'avventura di Garcia a Napoli. Io non voglio essere così con Mazzarri, però volevo essere netto come sensazione iniziale di ritorno al futuro, cioè di un passo indietro clamoroso, perché poi non voglio nemmeno dire, io sto sentendo gente che parla di scudetto, sto sentendo gente che parla di grande entusiasmo, e voglio proteggere la mia community, voglio proteggere tutti noi, e quindi dire calma. Io credo che con Spalletti, con Garcia e con Mazzarri alla fine cambierà poco in termini di media punti, perché la squadra è quella, e quindi se non ricrei quella gestione perfetta è difficile aumentare la media punti. Si lotterà per il terzo quarto posto con qualche scivolata di altre squadre, ma alzare la media punti con un allenatore che era uscito, perché si deve dire le stesse cose che sono dette di Garcia, si devono poter dire per Mazzarri, un allenatore che è uscito dal giro, un allenatore che l'ultima esperienza è il Cagliari che lo esonera dopo fece 7 sconfitte in 8 partite, una cosa del genere. Non stiamo parlando del Mazzarri dell'epoca, perché se parlavamo del Garcia dell'epoca, magari dell'epoca della Roma, non era male. Ma bisogna stare sul pezzo, bisogna arrivarci al momento giusto, bisogna trovare la sinergia giusta con i giocatori. Non ce l'ha fatta Garcia. Speriamo tutti che Mazzarri entri proprio nel cuore, nell'anima di questi giocatori e gli faccia dare il 200%. Però molto, e qua ci tengo molto a dirlo, molto dipenderà dai giocatori. Non aspettatevi che io farò le pulci a Mazzarri, perché le farò le pulci a Mazzarri, ma proprio perché farò le pulci a Mazzarri, se vedrò cose logiche, se vedrò cose normali, se vedrò cose che hanno senso, poi il risultato non sarà una conseguenza sempre, perché poi ci sta il gol. Cavara segna in continuazione nella sua nazionale, con noi qualche gol lo poteva fare e non l'ha fatto. Il rigore qua e là, la zolla, la parata che Meret non fa. Mettiamo tutto insieme quando facciamo giudizio finale e vediamo di farla questa stagione, perché non bisogna traghettarsi. Questo ci tengo moltissimo. Non bisogna trascinarsi, bisogna difendere lo scudetto con orgoglio. Arrivarci, siamo troppo lontani per una questione proprio di media punti, però bisogna difenderlo con orgoglio e dimostrare che, penso che i giocatori, questo potrebbe essere la cosa positiva, che i giocatori vorranno dimostrare alla piazza: era l'allenatore che non era buono, guardate adesso noi cosa siamo in grado di fare, anche con Mazzarri. Era proprio l'allenatore più sbagliato del mondo, e lì noi daremo pane al pane e vino al vino. Sono volati tutti i messaggi, e quindi cerchiamo di recuperare. Cerco anche nomi nuovi. Jolidona, per esempio. Mi dispiace contattarsi in questo modo. Ah, ok. Ma che peccato. Ragazzi, aiutate Jolidona. Appena visto il mio profilo e ha pensato che poteva essere adatto io potevo essere adatto a lei o a lui, no? Comunque mi chiamo Jolie Ablo e non ti chiami Jolidona. Sono cittadina israeliana e vivo in Francia. Soffro di una grave malattia che mi condanna a morte certa. Cancro alla gola, mi dispiace. Ho un conto bancario bloccato. Guarda un po'. Spesso capita che chi è condannato a morte, che ha la malattia, ha tutti questi soldi da una parte, che vuole trasferire a una persona affidabile e onesta. Gestisco una concessionaria di automobili, sono passati 8 anni. Vieni da me, amica mia, non ti preoccupare. Spostiamo tutte le macchine in America e abbiamo fatto. Stiamo tutto a posto. Vai.
rigore netto, Madara, nettissimo, non riesco ad avere dubbi. Voi napoletani o logoi avete fischiato? Sì, i napoletani in Germania hanno fischiato in italiano, Valentino. Molto meglio guardare Napoli pure con Garcia, però Spalletti non è nuovo a questi cambi, ricordiamo sempre il cambio Icardi Santon. Bravo Massimo, ci vuole memoria, che poi ovviamente noi adesso abbiamo la memoria più fresca, quella dove tutto è andato a meraviglia, però anche questi cambi non sono nuovi per Spalletti. Allora, da un ultimo replay pare che il giocatore non viene toccato, e allora aspettiamo nuovi replay, perché da quello che abbiamo visto è stato brevissimo il replay, quindi veramente può essere che non ci sia il tocco. Dai, che Mazzarri ci farà fare un sacco di risate, non vedo l'ora di vederlo in sale, con il sale in mano stile Lino Banfi. Con una bella vittoria a Bergamo daremo un bel distacco dalla quinta, poi c'è anche Milan e Fiorentina che può aiutare a rosicchiare qualche punticino. Sì, sarà questo il momento di guardare anche alle altre. Devi fare filotto, ovviamente abbiamo un calendario quantomeno proibitivo. Già pensare a una bella vittoria a Bergamo, e non solo sono i 3 punti, mentre ci sono le altre partite che possono rosicchiare qualcosa, ti dà un'indizione di fiducia straordinaria, e vai già per esempio a giocarti con il Real Madrid senza pensieri, e sarebbe la cosa proprio ideale. Vediamo. Allora, si è buttato? Allora, se si è buttato, al VAR avevano il Pezzotti, il replay andava a scatti, formazione iniziale sbagliata, anche Malecai, Cristante catastrofico. Mazzarri farà bene, ma sicuramente ci sarà la mano di Dela. Se farà bene ci sarà la mano di Dela, se farà male sarà colpa di Mazzarri per alcune parti ovviamente della narrativa. Il rigore non c'era, Mudryk si è buttato, e allora va bene. Ricordate che il 5% l'ho inventata io. Scamacca al posto di Raspadori non esiste proprio, ai piedi di legno. Politano doveva entrare in formazione dall'inizio, non è bello uscire dopo 20 minuti. Rigore netto Pietro Tokyo. State arrivando alla truffa perché è tutto in ritardo. Glieli manda Pietro, tutto a posto. Comunque Mazzarri all'Inter non fece proprio male, arrivò quinto con un Inter disastrata, lo ha ricordato anche Neschio. Con il Torino invece arrivò settimo ai preliminari di Europa League. Sì, Massimo, ok, ma dopodiché è stato uno scendere in verticale di Mazzarri. Se tutto questo che non fece proprio, ma non pensiamo a un allenatore solamente in termini di risultati, pensiamo a cosa può dare a una società in termini di valorizzazione dei giocatori, in termini di comunicazione con l'esterno, in termini di credibilità quando devi andare a fare un acquisto all'estero. Mazzarri di quell'Inter così, quanti di quei giocatori ha valorizzato e poi sono andati alla grande nella loro carriera? Zero, non me ne ricordo nessuno. Con il Torino, ok. Ricordiamoci che purtroppo esistono anche altre dinamiche quando poi un allenatore parte con la sua carriera e va sempre a migliorare, oppure va a scendere. Dopo Napoli Mazzarri è andato a scendere perché l'Inter non fece mai. Ok, le attenuanti, la squadra non era buona, benissimo, era un Inter disastrato, me lo ricordo. Quindi col Torino settimo, per il Torino va bene, però settimo, col Cagliari scende, con il Watford comunque in zona retrocessione. Non me la sento. Oltretutto, io ripeto il peccato originale. Mazzarri sarà bravissimo, sarà proprio quello che serve, ma di nuovo tu l'hai scelto con l'imposizione del modulo. È così che poi metti in difficoltà un allenatore, perché se lo stesso Garcia magari avesse avuto la libertà di lavorare a modo suo e si fosse reso conto, guarda, che questa squadra, per come ho intenzione di far girare io, voglio utilizzare Raspadori, voglio utilizzare con le 2 punte, devi togliere l'infortunio a Osimhen perché sarebbe stato difficile lo stesso, però l'imposizione, poi fai una scelta di formazione un pochino più tosta, metti in contrapposizione con quella che è la scelta societaria, e questo è l'unicum che secondo me ha portato
a gravi scompensi tra quello che è la voglia di fare di uno nuovo che non vuole distruggere quello che c'è di prima ma che vuole portare del suo ed è il suo diritto perché copia e incolla non si può fare, e lo vedremo con Mazzarri il copia e incolla di Spalletti con una formazione che lui non ha mai fatto in vita sua, se l'è studiata, certo, anche io me la sono studiata certamente, sono in grado io di fare l'allenatore del Napoli? Sicuramente no. Sono io credibile se parlo con Osimhen? Forse a livello di inglese sì. Mazzarri è credibile a parlare in inglese con tutti questi giocatori? Ho le mie difficoltà, avrà sicuramente studiato, dopo l'esperienza si sarà sicuramente aggiornato. Sono troppe le variabili che non mi permettono di essere onestamente, dice, è arrivato Mazzarri e vai. Adesso facciamo 2.7 punti a partita, non ne perdiamo più una ed è fatta. Si vince di nuovo lo scudetto perché l'Inter non è nessuno, è la Juventus. Capite? Quello che intendo. Allora, sono volati di nuovo. Siamo pochi, ma siamo tanti alla fine. Purtroppo è sempre così. Io vi ringrazio. Tra l'altro, questa live fatta all'improvviso, lasciate i like sia qua sia su Facebook. Un posto di Facebook, YouTube non si piglia gol. Io sto per partire, ci vediamo a Napoli. Per chi è a Napoli, ci vedremo a Napoli. L'idea è già vista fa una mezza partita, però al di là della partitella che poi vi farò sapere perché forse è difficile, è vederci la partita insieme, quindi ho un'idea che poi vi dirò con più calma quando avrò la certezza, un'idea di un localino da qualche parte dove io mi vedo la partita insieme a voi, ci vediamo tutti quanti insieme, poi vi fate sapere quanti ne siete che potete venire, perché purtroppo non si può andare allo stadio. Fabio Versato purtroppo è capitato in un periodo dove siamo in trasferta e quindi il più possibile vorrei cercare di abbracciarvi tutti, gli amici bellini che diventano bellissimi. Lozano, mi pare 5 partite in 8, 5 gol in 8 partite, qualcosa del genere. Si leggeva anche ancora di offerte milionarie da parte del Messico o dell'America. Buttate voi perché? Che sta dicendo Valenti? Non puoi provarlo? Che sta dicendo? Tu sei laziale, Valentini? Stai ancora parlando della finale della Coppa Italia? Avete fischiato l'inno italiano? Amico mio, quante volte avremmo dovuto proprio rifiutarci di cantarlo per come l'Italia ci ha trattato e ci tratta in tutti i campi, anche quando non giochiamo noi. Quindi mi sembra inutile gridare con queste scritte col caps lock. Mi sembra inutile gridare. Allora, speriamo che Lindstrom non si sia fatto nulla. Esatto, Emanuele, leggevo di questa sostituzione, mi pare intorno al 50° dopo un infortunio, e speriamo si tratti solo di una botta. Questa è un'altra delle cose che nella narrativa, nel racconto dell'arrivo di Mazzarri ha deciso di mettere al centro del suo progetto Kvara, Rahman, non so chi, e Lindstrom. Ma amici miei, come fate a dire che Mazzarri vuole mettere al centro del progetto Lindstrom se ancora lo deve conoscere? Cioè, veramente siamo alla fantasia, è roba di fantasia. Visto che non c'erano partite, visto che non ci stava niente da fare, è stato il festival dei meme, del ricordarsi, della nostalgia, delle giacche che volano, anche delle interviste poi rilasciate da Mazzarri prima e dopo. E io ho una speranza, perché qua è arrivato il momento di fare le cose semplici senza inventarsi niente, e lui già deve ricostruire questo modulo che per lui è una novità. Io ricordo delle dichiarazioni di Mazzarri un po' presuntuose a fine ciclo col Napoli, che insisteva a dire Cavani l'ho inventato io, e Lavezzi l'ho inventato io, e Hamsik l'ho inventato io, e quindi io, un po' troppo io Mazzarri quando era a fine ciclo, e disse, e lì ero anche d'accordo, però era una scusa, però è una scusa che reggeva, disse dopo 4 anni se non cambi tanti giocatori devi cambiare tu, perché poi va a finire che si entra nell'abitudine, e lì poteva anche essere una cosa logica, però sappiamo che lui voleva mollare per andare
che gli avevano prima offerto la Roma, poi la Juventus, poi capitò l'Inter e si prese l'Inter, ma sappiamo che volle andare lì. Un po' troppio, e non vorrei che, se tu dici io, cioè se lui dice Osimhen, guarda quello che ho fatto diventare Cavani, Osimhen ti può pure guardare e dice, ma tu chi sei? Mazzarri, rendiamoci conto, io sono ottavo al pallone d'oro e l'anno scorso ho vinto uno scudetto, tu l'anno scorso stavi a guardare le nostre partite in televisione, quindi mi auguro con tutto me stesso che Mazzarri entri non in punta di piedi ma con rispetto dei calciatori e sappia pungolarli al momento giusto, sulle corde giuste, perché questo è stata la grandezza di Spalletti, il capire del non creare alibi. Ricordate, Spalletti era proprio non ci sono alibi, non voglio parlare dell'arbitro, non voglio parlare dell'infortunio, ho tutto quello a disposizione per fare molto bene, e ha avuto ragione così. Ha avuto ragione così. Se cominciamo a parlare della pioggia, se cominciamo a parlare, perché l'abbiamo messo sulla panchina già nelle condizioni di avere attenuanti che esistono e che io terrò presente. Arrivi e non puoi lavorare con la squadra che sono tutti in nazionale. Arrivi e devi affrontare l'Atalanta, il Real Madrid, l'Inter, la Juventus, non si capisce niente. Arrivi che ci sono degli infortunati importanti, le attenuanti ci sono, ma non le dobbiamo sentire, non le dobbiamo mai sentire. Va bene, abbiamo capito, non ti piace Mazzarri, possiamo andare avanti. Certo che possiamo andare avanti. Luigi, dammi un tuo argomento, se vuoi parlare dell'Italia o se vuoi parlare di Mazzarri. Questi sono i due argomenti di oggi. Erano in copertina, se non ti va bene, anche tu puoi cambiare l'idi. Io non mi devo far piacere. Io mi sono fatto piacere Garcia, quel che non mi piaceva. Capiamoci, guardiamoci nell'anima. Io mi sono fatto piacere Garcia, che non mi piaceva, perché dovevamo dare il credito a De Laurentiis, perché non si può mai sapere, perché la squadra è fortissima, e facciamoci piacere Garcia. E poi evidentemente dovevo essere un pochino più duro anche quando arrivò Garcia e dire non mi convince chi che viene dall'Arabia Saudita, non mi convince. Poi con tutta calma e con tutta onestà, analizzando i numeri, tu vedi che non è proprio tutto uno sfracelo quello che aveva fatto Garcia, certe cose molto male, certe cose benino, certe cose anche logiche, perché i gol fatti e tutto il resto, però dovevo essere piuttosto, e invece questa volta voglio essere piuttosto possibilista, speranzoso, ma voglio essere tosto, perché non si può accettare che improvvisamente a squadre campioni d'Italia, Mazzarri col 4-3. Siamo veramente a un illogico che però ha un senso, e ve lo spiego se uscirà il modo di spiegarlo. Grazie Felice, un abbraccione e grazie mille. Ridicolo a Dani e l'altro telecronista che dica però guarda bene, se vedi da questa specifica inquadratura non lo prende, poi in tutte le altre si vede benissimo che lo prende nettamente. Mario, ci sono pareri discordanti. Io ho visto mezzo replay in diretta e dal mezzo replay in diretta mi sembrava netto, poi molti altri amici bellini di cui io mi fido mi hanno detto che si butta, di conseguenza vuol dire che non era così netto. Questa è la conclusione che dobbiamo tirare. Se qualcuno ha più sicurezze, meno sicurezze, e se qualcuno ha il dubbio, vuol dire che era meno netto di quello che poteva sembrare. Di conseguenza, quando è meno netto, è logico lasciare la decisione dell'arbitro del momento. È così. È così. Sono d'accordo sul non parlare più su Garcia, sono d'accordissimo assolutamente. Piuttosto che niente, meglio piuttosto. Con Mazzarri Linson potrà scatenare le sue folate stile Lavezzi. Non lo so, stanno tutti paragonando Lavezzi come Kvara. Lavezzi adesso tu mi dici come Lindström. Lavezzi è un giocatore troppo atipico per essere paragonato a uno dei nostri. Era un giocatore che si andava a prendere lo spazio dove serviva, il grande equilibrio lo dava Hamsik perché sapeva poi dove mettersi in base a come Lavezzi si andava a prendere lo spazio. Poi quei tre là davanti che ce li ricordiamo bene, tutti molto dinamici, molto mobili, facevano quello che facevano. Però Lavezzi è un giocatore di strappi, è un giocatore che non ha un dribbling secco, però riusciva ad andarsene
in velocità. Non lo so se Lindstrom è paragonabile. Io Lindstrom, da quello che abbiamo visto, dal pochissimo che abbiamo visto, lo spunto ce l'ha, il cross però non è la sua specialità, cosa che invece Lavezzi faceva bene. Lavezzi non aveva il gol nelle sue corde, però l'assistenza l'aveva, mentre secondo me Lindstrom può fare più gol di quante ne faceva Lavezzi. Però siamo alle solite, ragazzi, a parte adesso questo infortunio che dobbiamo valutare. Togliete Politano da mezzo in questa forma che sappiamo che garantisce anche un pochino più di fase difensiva, e sappiamo che quello che il Napoli deve sistemare in questo momento è la fase difensiva, perché il Napoli i gol li sta facendo e sono i gol che prende che sono un po' troppo. Di conseguenza non immagino grandi rivoluzioni, almeno all'inizio non le immagino, e dobbiamo capire, a partire da quella che sarà la formazione iniziale che sceglierà Mazzarri. Io sono ancora convinto, sempre più convinto, visto anche come insomma è stato utilizzato Raspadori, che Mazzarri potrebbe voler partire con Simeone titolare, perché ci ha lavorato tutto questo tempo, perché Raspadori ha giocato in nazionale, e quindi nella logica delle attenuanti Raspadori potrebbe essere stanco. Hai lavorato con Simeone, avrai lavorato su qualche movimento d'attacco, e avrebbe anche senso. Non ci hai lavorato con Kvara, non ci hai lavorato con Politano, non ci hai lavorato nemmeno con Lindstrom, non ci hai potuto lavorare nemmeno con Elmas. Di conseguenza bisognerà lasciare anche un po' di estro, ai calciatori là davanti. Gavi, un peccato assoluto, ha fatto molto male guardare quelle immagini. Buonasera Phoenix. No, non si parla di infortunio per Politano, scelta tecnica per mettere un difensore al posto suo per il forcing finale dell'Ucraina, almeno questo ci hanno fatto sapere, e quindi c'era bisogno di un difensore per Spalletti per non prendere il gol finale, che sarebbe stato tragico, quindi è stata una scelta tecnica. Quando torna Osimhen è un tema di cui si sta parlando molto, pare, ci dico, io dico sempre pare e ci dicono, ragazzi, perché non sto là e quindi non lo posso sapere, però ci fanno sapere che si proverà a recuperarlo per l'Atalanta, e io ipotizzo una panchina. Non lo immagino subito titolare, perché ancora sta facendo un lavoro a parte, quindi non è completamente recuperato. Posso immaginare che possa andare in panchina, sperando, vedete la speranza è che non debba esordire e che ce lo possiamo aspettare direttamente con il Real Madrid, così fai un pochino più di recupero fisico. Se dovrà esordire vuol dire che ci siamo tolti la giacca, vuol dire che siamo nel finalissimo e tu ti stai giocando una carta per recuperare il risultato sul finale, con un Osimhen ancora magari al 50, al 70%, te lo giochi per qualche minuto, non per tutta la gara, però, perché un giocatore come quello che va sempre con gli strappi e dà tutto, perché alla fine Osimhen dà tutto e non si mantiene, rischi poi di farlo infortunare di nuovo, e non mi sembra il caso. Hanno pompato Sinner quando poi senza Federer e Nadal contro Djokovic di avversari fuori classe nel tennis non ce ne sono più. Io non mi accodo alla come si chiama, al racconto del tennis, perché non essendo uno sport che uno segue, che se lo segui una volta ogni anno non puoi capirne, e quindi preferisco evitare. So che Djokovic è un fuoriclasse, Sinner è una novità, che è stata, siamo anche una favola che però non è andata fino in fondo. Con l'ennesimo infortunio di Gavi crociato, che ne pensi dell'aumento di questo tipo di infortuni? Secondo te sono fisici che non riescono più a stare dietro a tutti questi sforzi? Ci sono due cose, secondo me, Valentina, che stanno diventando... Ricordiamo che prima le squadre erano fatte di 11 titolari, quasi tutte le squadre avevano 11 titolari, e poi c'erano quei 2 o 3 che entravano nei secondi tempi e i giocatori non avevano problemi. Un po' è aumentata a dismisura il numero di partite che questi devono giocare, troppo. È impossibile richiedere a fisici anche allenati il continuo sforzo, perché stiamo parlando del calcio, è uno degli sport dove tu non hai momenti di pause, dove tu devi sempre stare
in tensione muscolare e le prestazioni stanno anche loro aumentando a dismisura, perché devi essere il più bravo, il più veloce, il più forte fisicamente, quindi devi anche pompare i muscoli e quindi c'hai uno scheletro un pochino più appesantito. È un po', stiamo andando un po' troppo sull'estremo di un'attività sportiva, e secondo me quindi troppe partite e anche carichi di lavoro sempre più pesanti diventa inevitabile, secondo me, l'infortunio. È un peccato, ma è questo il calcio che hanno deciso di farci vedere. Il business, sempre avere partite con una continuazione da vendere, e quindi i giocatori devono andare oltre il logico. Mazzari ok, ma ricordiamo che con la Vezzi c'erano Quagliarella e Dennis il primo anno, poi Cavare, Mascari e Lucarelli, quindi Simeone è stato stratitolarissimo, senza dubbio. Credi che Mazzari debba concentrarsi sull'aspetto mentale prima ancora della tattica, sempre concentrazione e applicazione per 90 minuti, approccio forte e cattiveria? Sì, Andrea, sicuramente sì. Ora non so se, secondo me ha senso, prima di parlare, di fare discorsi tattici, che si entri nella mentalità. Quando si dice il Napoli deve puntare allo scudetto, noi tra di noi, per non illuderci, dobbiamo sapere che a livello proprio di matematica è molto molto difficile, se non impossibile, perché non si è mai fatto nella storia. Il Napoli dovrebbe fare una cosa unica nella storia: avere la media punti superiore a quella della Juventus, che fece il record dei 100 e passa punti. Quindi noi dobbiamo saperlo per non rimanerci male, è chiaro. Però chiedere ai giocatori, perché Di Lorenzo ha detto: noi vogliamo difendere lo scudetto, noi vogliamo vincere lo scudetto, noi vogliamo vincere. Se riesci a entrare in sintonia con il capitano, se riesci a entrare in sintonia con la squadra e cominciano ad arrivare dei risultati positivi in questo periodo, che è il più tosto in assoluto che doveva arrivare, si può creare di nuovo quella situazione dove un po' di fiducia, un po' le cose ti cominciano ad andare bene. Quando sei in fiducia provi anche delle cose che magari non proveresti, fai quella corsa in più. Oggi, per esempio, visto che abbiamo aperto una live per l'Italia, c'è una corsa che fa Chiesa in ripiegamento difensivo, che è quasi un gol, perché era in ritardo, si mette davanti e si prende il fallo. Quello, per esempio, come vena, io ma non ce l'ho la vena qua, azzurro fluido, però quella è una cosa che abbiamo visto l'anno scorso fare. Quindi il Napoli non è che era una macchina perfetta che non doveva difendere perché stavamo sempre in attacco, dovevamo anche difendere e lo abbiamo fatto molto bene. Devono entrare dei meccanismi di fiducia prima ancora che tattici, dopodiché l'autogestione non esiste, non può esistere assolutamente, ma soprattutto per i primi tempi, visto che non hai potuto allenarli e visto che il 4-3 non è il suo marchio di fabbrica, mi sembrerebbe anche logico dire: qua vedetevela voi, vi dico gli schemi difensivi che ricordo bene che funzionavano, come marcare, come fare le preventive, tutte cose che Mazzarri dovrebbe conoscere molto bene. In avanti un po' più di libertà, secondo me ci sta tutta, non c'è problema. Lindstrom si è rotto in nazionale, così abbiamo registrato, ha preso un colpo ed è stato sostituito. Non ho visto le immagini, quindi non so di che infortunio si tratta. Tratto sempre con le pinze quando ci arrivano notizie di infortuni e di disponibilità, perché adesso dobbiamo capire la situazione di Zielinski, perché ci fanno sapere l'angina pectoris, lo streptococco e tutte le cose, le tonsille, la tonsillite. Dobbiamo andarci piano, senza scavare la fossa direttamente per i nostri giocatori, ma considerato, se non fosse infortunato, comunque non me lo immaginavo titolare, perché veniva dalla nazionale e va ancora inquadrato tatticamente, perché se non lo abbiamo inquadrato tatticamente finora, arriva Mazzarri e lo inquadra tatticamente, ci sono altri problemi da sistemare prima di vedere Lindstrom titolare. Diciamo che è un problema parcheggiato in questo momento, la posizione di Lindstrom in campo, perché una delle cose potrebbe essere di metterlo anche in posizione Zielinski, che era un'idea mia dall'inizio, perché la sua tendenza sempre ad accentrarsi, dove lo metti, secondo me lui vuole stare un po' più nel centro del gioco, nel vivo del gioco, e giostrare un pochino di più il pallone. Largo sulla fascia non ci sta benissimo, e la cosa migliore di Lindstrom è stato quel tiro in porta che era in posizione super centrale.
quindi anche lì bisognerà lavorarci. Io ripeto, è proprio un peccato che dobbiamo rimanere incatenati al 4-3, perché secondo me si possono fare cose molto interessanti e molto sfiziose anche con la difesa a 3. Si potrebbe vedere un Napoli un pochino diverso e si potrebbe dare nuovi stimoli anche ai calciatori, perché se tu hai preso Mazzarri, fagliela fare questo 3-4-2-1, vediamo Kvara anche un pochino più centrale, perché Kvara quando lo avvicini alla porta comunque vede la porta ed è uno così, e c'hai vari giocatori che puoi sfruttare là. C'hai la punta, c'hai due giocatori un pochino più vicini alla punta che possono essere Kvara e Raspadori, puoi mettere interno anche un po' Politano, ci puoi far giocare Lindstrom tranquillamente. Le fasce devono fare un grande lavoro sicuramente, perdi Di Lorenzo interno, però Di Lorenzo sull'ampiezza comunque ti garantisce tanta qualità, tanta quantità. Lo stesso lo può fare Olivera. Bisogna lavorarci, il Napoli non è stato costruito per questo è il problema grande, e che se poi passi alla difesa a 3 troppi giocatori li devi adattare e hai meno possibilità in panchina di farli rifiatare, e lo sappiamo bene che non è stato costruito così. Però rimanere incatenati necessariamente secondo me è un errore di base concettuale. E questo che poi mi dispiace, che mette in difficoltà, sebbene non mi piaccia Mazzarri, io già trovo la prima attenuante che dovranno tenere presente: se tu lo costringi a fare un modulo che non ha mai fatto, comunque gli stai dando una difficoltà in più, in un momento dove di difficoltà ne abbiamo già tante. Abbiamo visto che il Napoli, il 4-3 è il suo DNA, deve fare solo questo, benissimo. 4-2-3-1, abbiamo recuperato le partite, abbiamo giocato molto bene anche con il 4-2-3-1. 4-2-3-1, il Napoli non funziona così, si passa al 4-3, non migliora la cosa. Esistono partite dove non c'è modulo che tenga, la perdi, oppure partite dove puoi giocare come vuoi tu, la vinci, right? Am I right? Yeah. Sì, ha detto sì. Un bacio. Molti baci. Everything all right? Chill, Bobby, chill. Yeah. Ok, allora andiamo a leggere i vostri commenti. Ha detto sì. Mazzarri a Zaniolo lo fa diventare the new Maggio. Zaniolo? Forse intendi Zanoli, che sicuramente è un cavallone che, guarda, il paragone secondo me è proprio giusto, Mario, perché Maggio non era un grande dicitore a livello tecnico, ma aveva un'esplosività fisica, ha indovinato nella sua carriera anche dei gol straordinari, ricordo con la Sampdoria. Questo proprio è il grande acquisto del Napoli. Ricordo che lo accolsi con un entusiasmo incredibile, perché fu il miglior terzino del campionato e il Napoli riuscì a prendere il miglior terzino del campionato. Non c'erano altri, era uno che andava, che aveva fisicità, che faceva gol di testa. Quanto fui contento quando arrivò Maggio, e fece comunque una grandissima carriera continuando con noi. Poi è chiaro, aumentando l'età, non avendo tu una grande tecnica, probabilmente diminuisce la tua prestazione, perché si basava tutto sull'esplosività. Zanoli è assimilabile probabilmente come tipo di gioco con Maggio, perché quando parte è difficile da prendere, se lo lancia in profondità ci arriva, deve fare dei cross semplici, non deve fare niente di straordinario, e va pure fino in fondo, qualche soddisfazione a livello di gol se lo può togliere, senza dubbio. Il gol di Maggio contro la Regina alla Van Basten, mamma mia, bellissimo, veramente bellissimo. Grazie Angela, riporterò. 2 dei 3 gol di Kvara con la Genoggio sono proprio da vera punta. Potrebbe anche essere questo uno spunto tattico per Mazzarri, che adoro l'idea, però ci avete parlato voi con Della Rennes, perché da quello che ci hanno fatto sapere il nodo con Tudor era: lo fai il 4-3? E tu hai detto sì, aspetta, fammi vedere i giocatori, se i giocatori sono adatti. No, via, avanti un altro, chiama Mazzarri, perché si è fissato completamente. Di conseguenza ci potrà arrivare con calma se Mazzarri ottiene dei risultati, se prende la fiducia dei giocatori, la fiducia della piazza, la fiducia dell'ambiente, prende anche la fiducia del presidente, e magari più in là, se si trova in condizione che deve fare per forza una scelta tattica diversa, lo potrà anche fare.
non è che non siamo legati come il biliardino, però io sono anche come una cosa personale, io voglio vederla qualcosa di nuovo, per questo il ritorno al passato mi fa venire un pochino i pruriti, volevo vedere qualcosa di nuovo e purtroppo non lo so, a meno che Mazzarri è andato a Coverciano, ha studiato, ha chiamato a Spalletti, ma tu questa cosa dei terzini interni, ma come la fai? E poi se partono palla come succede? E poi serve la vita. Questo è il problema. Allora, domanda provocatoria: se dalla prossima partita il Napoli ritornasse a giocare come sa fare, diremmo merito a Mazzarri, si trattava di un disappunto della squadra Garcia? La tua è una buona domanda, Maurizio, è una buona domanda e già lo sai. Io parto da un presupposto, quello che, perché poi noi tra di noi sappiamo che siamo onesti, no? Tifosi, io che raccolgo le vostre parole, siamo onesti perché io non sono amico di Marsia e Marsia non sono amico di Gazzarri. Assolutamente. Però sappiamo che, e lo abbiamo visto, lo leggiamo tutti i giorni, che da parte della stampa ci sono delle dinamiche un po' diverse. Quando la stampa si fa i debiti con la bocca e deve poi rientrare nei giudizi che fanno perché vanno troppo oltre, dice lo vinciamo di nuovo, allora devono per forza prendersi l'allenatore e adesso dovranno cavalcare, perché dovranno cavalcarlo assolutamente. Hai visto? Avevo ragione io, era tutta colpa di Garcia, bastava Mazzarri per fare questo. Questo andrà bene all'inizio e mi fa anche piacere, perché noi in questo momento abbiamo bisogno di unione di intenti, abbiamo bisogno che non si cerca la domanda provocatoria per far scivolare Garcia di nuovo su una buccia di banana, ma si faranno domande un po' più morbide. Probabilmente nei primi tempi daremo a Mazzarri un pochino il senno del poi, no? Daremo il beneficio dell'inventario, e quindi non è il beneficio dell'inventario, è nato fatto, il beneficio del dubbio, ecco, le cose dell'inventario è un altro. Di conseguenza dobbiamo essere onesti. Se vediamo che il Napoli stenta, e lo abbiamo visto, faccio l'esempio della Salernitana, la partita con la Salernitana, io il primo tempo con la Salernitana ho rivisto il mio Napoli, aggressione alta, dribbling, triangolazioni, la voglia di fare, attaccati subito, segnare subito. Ho rivisto proprio quel Napoli là, c'era Garcia, c'erano gli stessi giocatori che conosciamo bene. Poi non l'abbiamo visto nella continuità. Se io vedo con Mazzarri qualcosa di simile a quello, non voglio parlare di Spalletti, ma già qualcosa di simile a quello visto con la Salernitana, bene, vuol dire che tu nella testa dei giocatori ci sei saputo entrare e daremo a Mazzarri questo merito di essere entrato nella testa dei giocatori. I giocatori si stanno buttando nel fuoco e rischiano anche l'infortunio per Mazzarri, benissimo, o per loro stessi, benissimo. Ma se poi stiamo sullo 0-0 e segna Cigarini da centrocampo, cuore Napoli, grande Mazzarri, eccetera eccetera, ma dobbiamo guardare la situazione dove a un certo punto c'è la risoluzione di un singolo, e lo ha detto anche Spalletti in questa partita. Mi pare che parlava della partita col Sassuolo, non lo so. Questa partita sono stati 2 Eurogol dei nostri singoli, mi piace di meno, perché quando poi il singolo viene meno, vedi Akvara o vedi Osimhen che sbaglia il rigore, quando il singolo ti viene meno, tu devi avere la squadra che va unita verso l'obiettivo tutti insieme, così arrivano le soluzioni. Dobbiamo essere molto onesti nella situazione. Se ci rendiamo conto che è stato un Eurogol singolo, una giocata singola, daremo il merito alla giocata singola e daremo anche la colpa, non sono robot, ai giocatori che non sono riusciti a fare la giocata singola in passato. Se invece vediamo una squadra che martella e una squadra che merita la vittoria, dove il portiere, il loro portiere avversario è il migliore in campo, merito di Mazzarri, non c'è proprio dubbio. Non c'è proprio dubbio. Giorgio Mele, che dà un aiuto all'amica di prima, ma no, ma vedi, tu perché sei molto generoso, ma l'amica di prima che ha soldi sta bene. Il problema è che hanno sempre questi problemi con le banche che non riescono, e sono sempre io, perché spesso mi contattano, sono sempre io quella figura di tramite, dove sicuramente con una piccolissima commissione che immagino debba anticipare, perché di solito si fa così, no? Tu anticipi un 10.000 euro di commissione e poi dopo te ne arrivano 750.000, quindi te li puoi permettere 10.000. Di solito sono affari che vanno in porto,
Ecco qua. Quelli non hanno bisogno di soldi, stanno su una situazione un po' scabrose, problemi di famiglia. Rudy Marsia e Walter Gazzarri. Non dirmi che Garcia ha influenzato Spalletti quando ha tolto Politano. Grazie mille Giorgio, Grazie sempre. No, non è Garcia che ha influenzato Spalletti, è il momento. È il momento di una partita da dentro o fuori dove qualunque allenatore del mondo, io non è che me la posso prendere con Spalletti per togliere Politano e mettere Darmian quando vedi che l'avversario sta è più, non dico motivato, perché devi essere motivato anche tu, ma la voglia di fare non basta. Alle volte il pallone rimbalza e quello ci arriva prima di te. Un pochino può essere il fisico, un pochino può essere la giornata storta, un pochino, trattandosi di nazionali, ognuno poi lavora da singolo, un po' più da singolo, e non si fa il lavoro di blocco tutti insieme. È arrivato un po' di paura, ragazzi, è comprensibile, il rigore, il non rigore, Darmian, Tim uno che è più abituato a fare il difensore, qualche colpo di testa. Darmian è uno di quelli che c'ha il colpo di testa sia in avanti che all'indietro, nel senso sia quando attacca, quando offende. È una domanda offensiva questa, una domanda offensiva. Serve per preparare il viso? State parlando della cosa di Kim, il cuociriso. Poteva succedere ovunque, invece? Poteva succedere ovunque e invece almeno non è entrato Zerbin. L'Ucraina non aveva giocato venerdì, quindi stavano anche forse un pochino meglio fisicamente. Tra l'altro non sono dei fessi, perché tatticamente ci sono delle cose interessanti. La posizione di Zinchenko, che in fase di possesso diventa regista e poi si allarga e invece viene a fare l'esterno sinistro basso quando deve difendere. Hanno dei talenti, perché hanno dei talenti, quello buono là davanti, lo stesso Mudryk. Insomma, non è una squadra di fessi, non è piena di talenti come una Francia o come una Spagna, però è una squadra che sta lì e ti crea difficoltà, e le ha sempre create. Di conseguenza un po' di paura è venuta pure. Allora, Jorginho non se la meritava la panchina? In che senso? Cioè, quando è stato sostituito? Per me Jorginho nel lavoro sporco bene, nel distribuire palla un po' lento, l'ho visto oggi, non mi ha convinto. Può essere pure che l'ennesimo rigore sbagliato abbia un po' influenzato la sua prestazione, Non sono stato impressionatissimo. Lì però ti guardi in panchina, Cristante, cioè la qualità. Se tu vuoi prendere il pallone e vuoi giocare a pallone, non vuoi fare la partita di difesa, devi mettere Jorginho. Io avevo detto, visto che Jorginho era un po' uscito dai piani della nazionale, avevo chiesto a Spalletti intimamente, così tra di noi, in privato, se devi avere un po' di coraggio, devi affidare la regia a Rovella. Cioè, se tu vuoi fare l'Italia di conseguenza, così, lo so, Rovella gioca e non gioca la Lazio, però quello è il tipo di giocatore in regia, comunque dinamico, comunque sempre con la testa alta, che può somigliare, ma proprio lontanissimo, al gioco di Lobotka. Un pochino lo fa Jorginho, però un pochino più lentamente. E anche Jorginho, l'età che avanza, insomma, con un po' di coraggio, non adesso sicuramente, perché adesso solo i risultati, poi dopo si lavorerà sul lungo, sul gioco e su avere un'identità precisa. Nel futuro io ci vedo Rovella lì e poi ci ragioni. Frattesi, Barella, sì, ma si può fare meglio anche lì come caratteristiche, secondo me. C'è Gaetano, assolutamente Gaetano. Io qua me lo aspetto da Spalletti, visto che ne ha parlato benissimo, di Gaetano, che prima o poi rientri nei piani, se lo porti, lo valuti lì più come mezzala in avanti che non in regia. Però anche lui può sicuramente fare questa cosa. È un peccato Gaetano, perché stanno passando gli anni, quando viene chiamato in causa fa anche bene, ma si trova sempre davanti dei giocatori che sono più titolari di lui, ed è veramente un peccato
che non si trovi spazio. Colpani, ma hai proprio ragione, Massi. Cioè, Berardi non ti ha convinto e vabbè, perché Berardi, diciamo, come curriculum, come esperienza, come caratteristiche, ci sta tutto lì. È per me superiore a Politano, quando sta bene sicuramente. Poi devi valutare gli stati di forma. Una cosa che io chiesi a Spalletti quando il Napoli prese Simeone e non mi ascoltò, onestamente Spalletti non mi ascoltò, poi abbiamo vinto lo scudetto, ha ragione lui e sono fesso io, dissi attenzione, Osimhen titolare ovviamente, però guarda bene lo stato di forma di Simeone, perché quando Simeone entra in forma è quel tipo di giocatore che quando sta in forma segna anche di spalle, segna anche girato, segna anche così. Simeone poi, bontà sua, ha vissuto un'annata dove veramente era sempre pronto ed era sempre mentalizzato e non doveva nemmeno entrare, sai, in forma per raggiungere quello stato di forma dove segnava in continuazione. Lo mettevi 5 minuti e segnava. Quindi Spalletti non mi ha dovuto ascoltare, perché io gli chiedevo valuta lo stato di forma, questo a inizio campionato, valuta lo stato di forma di Simeone, perché può essere pure che a un certo punto è meglio che fai partire lui rispetto a un Osimhen che magari può avere un momento di flessione. Poi Osimhen il momento di flessione praticamente non l'ha avuto, diciamo che l'ha avuto quando si è infortunato. Simeone ha fatto benissimo. Questo secondo me a Spalletti si può imputare, ragazzi, si può imputare anche per quanto riguarda la nazionale. Non ti fissare, perché con il Napoli l'abbiamo visto, titolarissimi come Garcia, così Spalletti, così Sarri, così tutti, Mazzarri, titolarissimi, e poi si cambia se succede qualcosa. Con onestà, titolarissimi. Colpani sta in una forma straordinaria, Politano stava in una grande forma, secondo me bisognava tirare la monetina tra Colpani e Politano, ancora prima di Berardi. Purtroppo non lo so, non c'è il coraggio, non lo vede come lo vedono gli altri. Non è detto che tutti, non è detto che poi nei panni di chi deve fare delle scelte questa scelta è facile, non è detto neanche questo. Oggi il procuratore di Gaetano, per esempio, ha dichiarato che a gennaio vedranno la migliore destinazione possibile per i 6 mesi che mancano per tornare a giugno a giocarsi il posto. E non ti sembra la frase finale, caro Fabio Versatile, la solita frase? Tornare a giugno a giocarti il posto. Ogni volta torni a giugno a giocarti il posto e non lo trovi mai questo posto perché c'è sempre qualcuno davanti a te. Va bene. D'altra parte, Gaetano in questo momento è il sesto delle varie rotazioni. Garcia l'aveva sfiorato, fatto giocare così, ma se chiedevamo pure a Garcia di togliere Zielinski per Gaetano, stavamo veramente alla disonestà intellettuale. Zielinski grandissimo inizio di stagione, mentalizzatissimo, contento della scelta fatta e che voleva poi dimostrare sul campo, cioè non vado in Arabia a prendere tantissimi soldi perché sono ancora un giocatore decisivo, altro che discontinuo, quindi la devi sfruttare. In quel momento tu devi sfruttare anche il momento psicologico del ragazzo e quindi aveva tanto senso affidarsi a quelli che sono Lobotka, non lo puoi togliere. Anghissà, se guardi l'Anghissà, perché Garcia se le guardava le partite, lui ha detto che non se le guardava, ma se le era guardate le partite. Se guardavi Anghissà dell'anno scorso, attacca e stacca, ma comunque è un centrocampo perfetto per le sue caratteristiche, Zielinski, Lobotka e Anghissà. Poi ogni tanto deve giocare Elmas, ogni tanto deve giocare Cajuste, che lo hai preso per far rifiatare uno tra Anghissà e Lobotka, e Gaetano era sempre l'ultimo della cucciolata. Allora, per il gruppo abbonati di quelli bellini, come riesco a fare parte? Sono un quarantenne poco pratico di queste cose. Amico Raffaele, ce l'hai Telegram? Penso di sì. Se c'hai Telegram mi devi cerca Valerio Fluido. Tu cerchi Valerio Fluido, mi puoi mandare un messaggio privato o puoi contattare Versatile, ti può dire come fare, o mi puoi contattare su Instagram, io trovo il modo di come fare. Dopodiché ti aggiungo personalmente al gruppo dedicato agli abbonati. E grazie sempre per tutto il suo che faccio, ti do del lei, tutto il vostro, ma non vi do del voi, do a voi, tutti voi, supporto, e vediamo di incontrarci, perché mo vengo a Napoli, vediamo di incontrarci. Saverio, sta pure Saverio Mazzarelli.
Saverio solito. Ottima squadra l'Ucraina. Con Politano c'è qualcosa sotto perché gli preferisce sia Berardi che Zaniolo. Ecco, Zaniolo, cioè, capi? Se tu mi metti Berardi io capisco perché c'è una certa gerarchia, c'è l'esperienza, Berardi comunque Sassuolo è quasi sempre decisivo. Su Zaniolo proprio non... mi sembra di quelle scommesse che vuoi vincere per forza. Un discorso che si può fare anche a Garcia. Ti impunti su una cosa, vuoi vincere una scommessa in modo tale che un domani si dice lui ci ha pensato, nessuno l'aveva pensato mai, e invece queste scommesse si possono anche perdere. Per esempio, Garcia si è impuntato che deve giocare Raspadori sempre in tutte le zone del campo, piaccia o meno. In questo non ha nemmeno torto, perché comunque Raspadori sta dimostrando grandi prestazioni, molto meglio se gioca punta, molto meglio se gioca vicino alla punta. Se lo metti esterno un pochino ne soffochi le caratteristiche, la capacità del tiro e del stare al centro del gioco, però Kiel già era mezzo esonerato. Sappiamo che c'erano dei diktat societari, un po' vuoi fare di testa tua, un po' vuoi cercare di portare la barca avanti. È veramente difficile e non riusciamo ad entrare nella testa, un po' anche per colpa sua, perché è andato in tilt dopo certe domande e quindi ci ha smesso di rispondere anche tatticamente. Quindi le risposte, quando sono cominciate ad arrivare le risposte un po' sarcastiche, un po' sulla difensiva, lì si era capito che la cosa doveva finire e non c'era. Ma non fatemi tornare a parlare di Garcia, perché non mi sembra il caso. La vera storia delle preparazioni che non ha lasciato, non lo so, veramente non lo so. Tu dici inventata dalla stampa. Io sentivo Paolo Del Genio che diceva alla fine i preparatori atletici, quelli là di Garcia è un conto, ma i medici, tutto lo staff medico è lo stesso del Napoli. Quindi se noi parliamo dei dati fisici, li dovrebbero avere quelli là i medici del Napoli. Se parliamo invece di dati tecnici, cioè di statistiche sui passaggi, sui chilometraggi, così come ce li avevano quelli di Garcia, così li raccolgono questi dati anche i vari SofaScore, i vari portali che raccolgono i dati, Bacconi con il loro portale Math and Sport. Insomma, non credo che sia una cosa logica questa qua. Poi lo scopriremo, perché bisogna fare le domande giuste a Mazzarri e Mazzarri risponderà. Figurati se una cosa del genere è vera, se non lo dice subito Mazzarri. La prima cosa che dirà, prima di tutto, buongiorno, prima di tutto non ho i dati, non ho niente, è facile parlare così, io non ho avuto i dati. Ci raggiunge Guido dopo una domanda per te e per lui, ovvero qual è il portiere che preferite del Napoli, Meret Collini o Nikita Contini, di cui si dice un gran bene? No, io non avevo previsto Guido oggi, anche perché l'ho fatta all'improvviso e quindi lo volevo lasciare in pace, che ricordiamo ragazzi che Guido comunque ci dà una grande mano e ci fa un gran piacere sempre ad essere disponibile a tutti gli orari, in tutte le giornate. Guido ha comunque un lavoro e Guido ci deve dare il video su The Killer of the Flower Moon. Lo sto aspettando perché l'ho guardato e ho intenzione di vedere quel video. Nel frattempo voi vi recuperate John Wick. Zinchenko il regista lo fa con Arteta, lo faceva con Guardiola, esatto. Ricordiamo che però Zinchenko nasce esterno sinistro, può giocare terzino sinistro, può giocare terzino molto avanzato. Zinchenko è un giocatore di grande qualità e di grande personalità. Dovete andare a vedere quei video dove si vede Zinchenko quando arriva al Manchester City, giovanissimo e comunque una personalità incredibile, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, che scherzano con lui, subito entra in confidenza anche con dei santoni del calcio che stavano nel Manchester City. Zinchenko veramente un giocatore, e ricordate che era in orbita Napoli, ve lo ricordate che il nome di Zinchenko si è fatto con insistenza quando il Napoli cercava il terzino sinistro. È un altro livello proprio. Rigore netto, dice Spz. Io ripeto, visto che vi collegate alla spicciolata, le prime immagini ho detto rigore netto, anzi in diretta non ero sicuro. Al primo replay, al rallentì,
mi è sembrato rigore netto. Qualcuno l'ha visto dopo e dice che non si vede, che si è buttato e che non c'è contatto. Resto col dubbio. Se c'era il dubbio è più logico non intervenire. Ci saranno 1000 replay. Se arrivano replay un pochino più chiari dove è evidente il tocco, noi l'abbiamo detto in diretta, mi è sembrato assurdo almeno non andare al VAR a controllare, perché se vai al VAR a controllare almeno prendi tempo, possono uscire perché le stiamo sentendo le conversazioni del VAR. Nel frattempo che tu vai, dici guarda non sono sicuro, vienitela a vedere, loro hanno il tempo di recuperare più immagini, di girare, di prendere le altre telecamere, di zoomare, di rallentare, di controllare se ci sono altre irregolarità che poi tolgono tutto da mezzo, perché molto spesso ti impunti a guardare una cosa e ti perdi un fuorigioco, che non è questo il caso, un fuorigioco che magari invalida tutto e quindi non c'è problema. Andare al VAR secondo me non è un peccato. Poi loro dicono sempre il protocollo, non c'è bisogno di andare al VAR. Vacci al VAR che togli dei dubbi agli spettatori che dovrebbero essere il cliente finale di questo spettacolo che è il gioco del calcio. Fatevi parlare gli arbitri, mettetelo il microfono dove non si devono mettere la mano davanti alla... Fateci sentire il rapporto. L'avete visto? Vi faccio una domanda. L'avete visto quell'immagine di Immobile che parla, credo fosse Massa, non mi ricordo quale arbitro, che dice ma poi perché mi hai ammonito? Mi hai ammonito per la ressa oppure per il fallo? E Massa che spiega no, per la ressa no, perché ammonisco uno per parte nelle resse, era più per il fallo. E Immobile dice lo avrei accettato di più per la ressa, e così. E c'è un momento di dialogo che è anche bello, che ti toglie un po' di tensione da dosso. Noi li vediamo sempre l'arbitro come il nemico della nostra squadra, il giocatore avversario come quello che cerca di fregarci, l'arbitro che molto spesso è permaloso quando gli dici una parola in più, però non si impermalosiscono quando fanno finta, simulano di essere morti. Quindi fateli parlare, fateceli sentire e vedete che un po' di umanità esce anche dalla parte dell'arbitro, e facciamo prendere un po' di responsabilità, se cominciamo a sentire anche le parole dei calciatori, per i giocatori che si devono prendere un po' di responsabilità. E se ti sei buttato e l'arbitro comincia a guardare e cominciamo a multarli, poi dopo li fai parlare e fategli le domande, metteteli in difficoltà. Senti, ma si vede un po' come fanno come fa Valerio Staffè, ti fa vedere, ma ti sei buttato? E effettivamente mi sono buttato. Ti fai una risata e si va avanti. Se invece continuiamo a fare finta di niente, il calcio diventa sempre più inguardabile. Vattene al VAR. Esatto. Che sarebbe il GOB? Che succede? Che succede? Chi è il GOB? Chi è il GOB? Non fare il GOB. Chi è il GOB? Non penso che ti puoi rivolgere a me, Ma ogni tanto sto guardando le interviste di Camille Martino del podcast Solo per la Maglia. A me sta piacendo molto perché ci sono tanti aneddoti curiosi e interessanti dei vari ospiti. Sì, Max, lo sto guardando e ci eravamo anche sentiti con i protagonisti, non con Carmine ma con l'altro protagonista della cosa. C'era anche l'idea di farla, in teoria io mo sto venendo a perché non è la stessa cosa se vado in video, però mi volevano anche chiamare. Non lo so se avrò il tempo di farlo, mi faceva piacere anche per un'idea che era venuta qualcuno anche basta, ma vediamo cosa succede. Poi voi state sempre in campana e saprete un po' tutto. Sul rigore Crisantemi sembra che vada sul piede destro Crisantemi, ma poi il giocatore ucraino si tocca il sinistro, non mi sembra ci sia caro il tocco. Biagio, quando ti tocchi il piede diverso vuol dire che stai andando a casaccio, che ti puoi immaginare dove ci potrebbe essere il tocco, poi in quel momento, in una frazione di secondo, ti parte la brocca e cerchi di ingannare arbitro e avversario in un certo modo. Se si tocca l'altro piede vuol dire che il tocco non c'è stato. Ma perché Vicario non si può vedere in questa nazionale? Donnarumma oggi pure un paio di pellecchie le ha fatte e non mi dà mai tutta questa sicurezza. Vero Valentina, tra tutti i portieri che insomma girano nella nazionale, Donnarumma
Provedel, autore di una grande stagione e di grandi cose sia l'anno scorso che quest'anno, onestamente. Quindi nell'ordine mio di preferenza Vicario, e sono d'accordo con te perché lo vedi nell'Empoli, ok, ma se bissi le tue prestazioni anche con il Tottenham, anche in Premier League, vuol dire che non è casuale, non è un'annata fortunata. Vicario sotto Provedel, Donnarumma, Meret, perché poi Donnarumma sì, fa le pellecchie, però c'ha anche quella personalità, le fa gli errori li farà sempre, però c'ha pure la personalità che esce, sta bello fuori dall'area, ti esce di testa molto oltre l'area di rigore, blocca i cross, cosa che vediamo raramente con Meret, quindi qualcosa di positivo ce l'ha, ti para qualche rigore, lo sappiamo, c'ha i suoi meriti quando abbiamo vinto, però attualmente anche io metterei Vicario senza dubbio. Sul rigore sembra che Locania venga toccato il piede, questo l'abbiamo visto, si tiene in sinistro, non sono sicuro del contatto, è un intervento rischioso ma non clamoroso secondo me. Di Lorenzo come l'ho visto? Un po' aveva il giocatore di fronte più forte dei loro, l'ho visto un po' in difficoltà e l'ho visto un pochino ragionare su quello che poteva fare. Di suo ce l'ha, ovviamente, c'è il rapporto con Spalletti, c'è la fiducia con Spalletti, c'è il sapere il gioco di Spalletti a memoria, ma vorrei chiedere a Spalletti, chissà se gliele fanno queste, perché poi le domande per quanto riguarda la nazionale sono ancora meno tattiche, sono tutte come spappita il cuore per la nazionale. La domanda che vorrei fare a Spalletti è: hai chiesto a Di Lorenzo quello che faceva con il Napoli o gli hai chiesto di fare un pochino più di fase difensiva perché avevi anche Mudryk davanti e quindi un po' meno, e quello che chiedevi a Di Lorenzo lo hai fatto fare a Di Marco in fase di costruzione? Poi Di Lorenzo ha il coraggio di andare anche a chiudere l'azione, lo fa sui calci d'angolo ma lo fa anche nelle azioni naturali di sviluppo, quindi arriva Di Lorenzo fino in area a cercare di dare densità e di riempire l'area e di arrivare anche alla conclusione. In difesa, nella fase difensiva un po' così e così, secondo me non aiutava l'avere Zaniolo davanti, perché Zaniolo non ti dà una mano in fase difensiva e anche stavolta non l'abbiamo, cosa che invece Chiesa ha fatto. Se Zaniolo non ti dà una mano in fase difensiva tu sei un po' isolato e quindi non è facile la partita di Lorenzo oggi. Anche la presenza di Acerbi che con il piede al contrario a fianco, secondo me non proprio l'ideale. Chissà se hanno fatto questa domanda, non credo proprio. Mancano 26 partite per giocarci qualcosa di importante. Mazzarri devi fare 22 vittorie, matematicamente difficile, diciamo matematicamente improbabile, calcisticamente impossibile, onestamente non fattibile, non scherziamo. E siamo nella logica, Fabio, perché oramai insomma il calcio non lo possiamo allenare, non lo possiamo giocare, però lo possiamo guardare con cognizione di causa. Avrei tolto Scamacca, Ozzi anziché Politano. Capisco la tua idea, Sergio, ma quando c'hai un lungagnone che di testa la può prendere, capisco Spalletti e togli quello un po' più bassino, e lo dico contro i miei interessi, ma è così. Gianni, buonasera a tutta questa comitiva allegra e bellissima. Mettiamo like, ragazzi. A proposito, ma con i like come siamo messi? Io lo so che è una live così, ma dobbiamo arrivare a 500, 500, 1000. Ditemi subito i like, subito ditemi like, perché sennò me ne vado. Il quanto? A quanto è quotato? Ah, amico mio, ha ragione. Allora mi hai dato un'idea, dato che stavamo già facendo con gli amici Bellini abbonati le domande date a uno, proprio quelle là, le domande sicure che arriveranno a Mazzarri. Io mo devo viaggiare, non lo so, però riuscirò, credo, a farvi uscire il videoconferenza che dovrebbe avvenire. Allora, se la partita è sabato, il videoconferenza deve avvenire il 24, cioè venerdì. Ora, tra domani, ci sta un po' di tempo. Vi devo far uscire il video del videogioco, che è una cosa emozionantissima, perché già potete immaginare che cos'è, e possiamo già fare, magari uno di quei video lì
potete fare voi le domande come abbiamo fatto le domande per Garcia, che è stato divertentissimo quel video lì. Potete fare le domande per Mazzarri e vi assicuro che gli rompiamo le uova nel paniere, perché le domande che loro faranno sono già scritte. Quanto ha visto quanto è la prima domanda, è la squadra più forte che abbia mai allenato Mazzarri? Prima domanda. Quanto è contento di essere tornato? Quanta voglia c'ha? E i tifosi, sente l'affetto e la cosa, ma quanto tempo le serve per vedere il Napoli di Mazzarri, per metterci del suo? E il modulo che non l'ha mai fatto, l'ha studiato, quanto ha studiato? Sarà il festival del quanto, e ci possiamo divertire. Ma l'hanno tolto il silenzio stampa? È una bella domanda, caro Francesco, anche perché ovviamente c'è il tweet, ci sono i vari tweet, cioè il Napoli sta twittando tutte le cose, la felpa, cioè, è uscito il pullover di Natale, tra l'altro spero sia blu scuro. Guardiamoci nell'anima, Valentina, blu scuro, non l'avete fatto bianco e nero, perché sennò ho visto tanta gente che veramente un po' troppo scuro quel blu. Ho visto tanta gente un po' preoccupata, dice che facci dei pullover bianco e nero. A me divertono i pullover brutti, sono belli, è una bella cosa perché lo fanno tutti e mi piacciono tantissimo. Quindi si continua la comunicazione logica sui social, eccetera, eccetera. Il silenzio stampa è stato indotto perché si sapeva già ovviamente dell'esonero di Garcia, quindi non crei nessun tipo di comunicazione. Ovviamente lo interrompi per comunicare che hai il nuovo allenatore, e questo è nella logica delle cose. Nel frattempo il mio addetto stampa 244. Faccio partire la sigla. Stai fermo, ferma. Basta. Quante cose là fuori, una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni di musica nelle vene, ma si sa che non segni se la prendi troppo bene. Allora insisti e resisti e capisci ed investi e ti muovi e poi resti e poi molli e fai cambi e poi saltano gli schemi. E Berlino e New York, sarà lei o Miami? Non conosci gli avversari nei compagni del futuro, vuoi giocare, vuoi segnare, nel portiere non so duro, l'intuizione del 9 con i piedi del 10. Ti distendi ed attacchi e saluti gli amici, mentre vinci e convinci per tacco e per vinci, ci pensi e rifletti, in effetti non è il gol che tu aspetti, a mischiare le carte è il percorso del fluido e suonare ne solo una parte. Allora, scusate, avete messo like? Non ricordo più nemmeno di quello che stavo parlando. Silenzio stampa, silenzio like. Esatto, bravo Fabio. Quindi il silenzio stampa deve essere ovviamente interrotto, però come mi diceva l'addetto stampa, nel frattempo i giocatori del Napoli hanno parlato alla grande, sono stati intervistati in tutte le nazionali, ha parlato Zierischi, ha parlato Elmas, hanno parlato tutti, lo stesso lì. Quindi noi ricordiamo che quando c'è il silenzio stampa vero, quello là che riguarda anche i giocatori, poi scattano le multe, ricordiamo gli interventi di Lombardo che dice Elmas, noi prenderemo provvedimenti nelle dovute sedi perché non si deve parlare, eccetera, eccetera. Lo stesso Simen, se non sbaglio, ha rilasciato altre interviste che poi fanno... Quindi era un silenzio stampa fittizio, momentaneo, che riguardava solamente il momento dell'esonero di Garcia, e si aprirà tutto senza alcun dubbio, perché sennò poi mi faccio afferrare per pazzo. E non è un problema mio di content, perché io il content lo faccio lo stesso, basta che parlo con voi e facciamo noi la conferenza stampa. Ma non facciamo ridere i polli, perché i tifosi hanno diritto di sentire di che morte dobbiamo morire o di che vita dobbiamo vivere. Assolutamente. Il mio idolo assoluto in campo musicale. Allora, per quanto riguarda il basso, io devo rivolgermi a Jaco Pastorius, che Jaco Pastorius è da considerare il Maradona del basso, per epoca, perché viene da lontano, ed era
quello che ha cambiato la storia dello strumento. Poi per quanto riguarda le band, mi riferisco ai Led Zeppelin in assoluto, e poi mi piace un po' tutta la musica. Questo è il mio grande pregio, la cosa che mi piace di più di me stesso è che amo tutta la musica. Forse il punk non mi diverte, non mi convince più di tanto, ma per il resto trovo punti di piacere e di divertimento in tutta la musica, ed è la cosa che poi mi aiuta di più a fare questo lavoro, perché mi dici di suonare jazz? Sì, mi ci divertiamo. Mi dici di suonare rock? Benissimo. Pop, assoluto, puro pop, country, dobbiamo suonare questa dance, facciamo mi diverto tanti. Rap, hip hop, adesso che sto in America è tutto un altro paio di maniche. La trap forse non mi convince. Ecco, togliamo trap e punk e poi mi diverto tantissimo. Allora, comunque è ridicolo, hanno presentato Meluso che ogni domanda rispondeva a non sapere nulla e non si è presentato mai possibile. Hai ragione, Mare Chiaro, hai ragione. Lì ci fu un problema proprio fu una scelta sbagliata. Non aveva senso fare la conferenza in quel momento con lui che non aveva deciso l'allenatore, che non sapeva, non è nemmeno colpa sua, non aveva risposte da dare, si era appena insediato, e quindi tutte le domande interessanti o meno che gli sono arrivate, lui non aveva risposte da dare. Dopodiché non l'abbiamo mai più sentito. È intervenuto qualche volta magari in qualche prepartita, ma dove si fanno le frasi di circostanza, dove poca roba. Quindi sappiamo che ancora una volta, per quanto riguarda questa scelta, De Laurentiis è sceso in campo in prima persona ed è una scelta esclusivamente sua, quindi è proprio nell'idea di chiamare Meluso che c'è anche il non dargli dei compiti, non dargli una risonanza, anche quello che meriterebbe un direttore sportivo, il che ti limita sicuramente, perché ci sono degli allenatori, non lo so se Tiago Motta effettivamente l'ha detto, ma ci sono degli allenatori che dicono io mi devo confrontare con il direttore sportivo, non con il presidente. Il presidente deve aprire la borsa quando c'è un giocatore da prendere, e deve aprire la borsa quando c'è un giocatore da vendere. Dopodiché io a livello di calcio mi devo confrontare con il direttore sportivo, e se tu dici sono io il tuo direttore sportivo che non ti basto, ci sono degli allenatori che ti diranno di no, e siamo nella logica. Poi non vuoi presentare il nuovo allenatore, lo dovresti presentare, è chiaro, sarebbe stato più bello sentirlo parlare, già entrare in sintonia. Io avrei potuto, capito, già avere più simpatia nei confronti di Mazzarri, se magari lo vedo bello tosto che risponde a dei giornalisti, che magari già si fa sentire, già entravo più in sintonia, e invece mi sono dovuto sentire tutti i meme possibili e immaginabili. Kvara che segna 2 gol, che stai combinando, il demone della Toscana, e che sta combinando, mentre Kvara fa le sue cose, cioè è tutto un meme. E a me onestamente far diventare il Napoli Calcio un meme, quando invece teniamo una squadra che doveva lottare per difendere lo scudetto, vincerlo no, ma doveva lottare per difendere lo scudetto, dovevamo stare al posto della Juve, e invece non stiamo al posto della Juve, solo dovevamo lottare con l'Inter, con il Milan, che magari se i nuovi acquisti andavano bene, ma dovevamo lottarcela là. Siamo quarti, e quarti probabilmente dovremmo rimanere. Non voglio essere un meme. Io quando ho visto tutti gli altri, e questo me lo faceva notare anche Fabio Marsani, quando ho visto tutti gli altri tifosi d'Italia esultare per l'arrivo di Mazzarri, ho capito che qualcosa non andava. Poi speriamo non lo so cosa dobbiamo sperare, che gli sfottoi tornano indietro sotto forma di grandi sconfitte, così speriamo, ma un meme non lo voglio essere, quindi lo presenteranno, non lo presenteranno perché usavamo già Mazzarri, ma il Mazzarri 2.0 si presenterà con la partita in prepartita con l'Atalanta. Appena ribadito più volte, una questione congenerare una nazione in guerra o sensazione sia volutamente... No, Luigi, allora mettiamo le cose in chiaro. Io non ignoro nessuna domanda volontariamente. Io scorro nei messaggi e clicco a caso. Non ignoro nessuna domanda. Se parli della guerra, se parli delle cose, sono topic che di solito vanno evitati, perché essendo questo un canale che parla di calcio, gli argomenti sensibili allontanano l'algoritmo, e quindi preferisco evitare, anche perché
non cambio le sorti di una nazione o dell'opinione pubblica, se ne parliamo qua. Quindi è meglio rimanere sempre sull'argomento leggero, per quanto mi riguarda, perché non cambiamo il mondo da questa parte. Quindi andiamo avanti. Il memeluso, memete i like. Torno un pochino indietro, un ritorno di Pierpaolo Marino, l'ho ascoltato, Pierpaolo Marino che diceva era un altro periodo, lì servivo io, perché della Juventus non capiva di calcio e servivo io, forse in questo momento non avrebbe neanche senso tornare, sarebbe un sogno tornare, ma è chiaro che lo dice perché lo dicono tutti. Però ripeto, la questione del direttore, se il Napoli non fa un cambio serio di mentalità, in questo momento lo ha fatto il cambio, cioè è passato da un Giuntoli che si è creato il suo personaggio a Napoli con competenza e con lavoro, è passato al niente. Quindi se l'anno prossimo ci sarà un nuovo riassesto della società a partire dall'allenatore, dovresti fare così, ecco, dovresti prendere il direttore sportivo, guardarti in faccia con quelli che sono i giocatori che ti vogliono rinnovare, perché questo significa Mazzarri, significa anche avere un po' di incertezza per il futuro. Zielinski che deve fare, Osimhen che deve fare, di cosa stanno parlando Osimhen e Mazzarri? Stanno parlando devi fare i movimenti, Osimhen dici faccio gol, tu mi devi mettere in condizione di far gol, sì, posso inseguire l'avversario, posso fare un po' di fase difensiva, ma che cosa mi vuoi insegnare tu? Che ho fatto gol dappertutto a tutte le squadre l'anno scorso. Più che altro è l'incertezza del futuro che può bloccare certi rinnovi e non sai chi ti puoi comprare nel futuro. Quindi la prima cosa che tu dovresti fare De Laurentiis è già aver bloccato un direttore sportivo per l'anno prossimo, con una squadra che non sai se andrà in Champions, se non ci andrà e come andrà la stagione, aver già bloccato uno che ha la fame, che ha i contatti e che ha la voglia, e poi in concerto con lui prendere il nuovo allenatore. Se vogliamo continuare con Mazzarri, se Mazzarri è andato bene, continuiamo con Mazzarri, che vi devo dire. Però ci sono delle nuove leve che tu, se smussi i tuoi atteggiamenti e il tuo carattere, possono anche accettare di venirsela a fare la stagione col Napoli. Non si devono confrontare con Spalletti, ma si possono confrontare con il duo Garcia-Mazzarri. È un'impresa un po' più morbida per un qualsiasi altro allenatore che può venire. E poi anche, guarda che il tifoso ha vinto lo scudetto, il tifoso era pronto di fronte a un discorso sincero e onesto a dire dobbiamo un attimo ricominciare da capo perché sono successe delle cose che non mi aspettavo. Il tifoso probabilmente lo capirebbe e direbbe ok, ci siamo tolti lo sfizio, con grande dignità facciamo una buona Champions, magari ci pigliamo una coppa perché sono partite dentro e fuori, quindi si può fare. Benissimo, l'anno prossimo si deve un po' ricominciare da capo, magari qualche cessione dolorosa, però guardate il progetto, il famoso progetto, guardate, mettiamo un direttore sportivo importante, magari un allenatore giovane in rampa di lancio, faccio l'esempio di Palladino per dirne una, però ci credo tantissimo, mi ha impressionato tantissimo, qua stanno 4 anni di contratto, 3 anni più 1, si lavora, tutto l'ambiente, sappiate, questo è l'allenatore, tutti i giocatori, questo è l'allenatore, ci credo tantissimo, queste sono le chiavi di Castelvolturno, il modulo, fai quello che vuoi tu, i giocatori che vuoi, ti va bene questa rosa, quali sono i giocatori così, e crei un progetto che poi cresce con logica e con continuità. Improvvisare e vedere, è successo questo, ok, vediamo di fare così, non sempre ti va bene ed è un peccato. Signori, i like dove sono finiti? Perché io mi sono fermato con la canzone, ma siamo arrivati almeno a 300. Non ce la faccio a vederti così, aspettiamo un paio di partite e valutiamo Mazzarri. Purtroppo abbiamo già 10 punti, lo scudetto è bello che è andato. Io me ne sono fatto una ragione. Giovanni, sì, ma ce ne dobbiamo fare una ragione. Io, come mi vedi? Mi vedi un po' avvilito? Sì, sono un po' avvilito. Penso di avere il diritto di essere un po' avvilito. Non perché volessi rimanere con Garcia, perché Garcia non andava più bene. Però il tornare a Mazzarri, quando tu ancora tutta una stagione che devi fare, mi è sembrato un po' il tirare i remi in barca. Dice, vabbè, vediamo quello che succede.
imponendo anche a lui, non posso ripetere tutto quello che ho detto così, però un po' avvilito me lo dovete concedere di essere, non posso essere mamma mia è tornato Mazzarri, non sono proprio io, non è proprio, non fa parte proprio del mio personaggio, non ci riesco. Se poi è chiaro, aspettiamo un paio di partite e valutiamo, non lo sto valutando, io sto valutando la scelta, ecco questo voglio capire, voglio farvelo capire, io non sto valutando Mazzarri perché non ho guardato il Cagliari e magari giocava benissimo ed è stato sfortunato, con l'Inter è stato fortunato, è stato bravo col Torino, non sto valutando Mazzarri, sto valutando la scelta della società che è terribile. Tutti quanti stanno dicendo la migliore scelta possibile. La scelta della società di affidarsi a Mazzarri per me è terribile. È qualcosa di incredibile. E cito Chiariello quando dice, perché è una riflessione che io ho fatto in privato e poi ho ascoltato Chiariello e mi trovo con quello che ha detto. Chiariello dice: ve lo immaginate cosa sarebbe stata la reazione del pubblico napoletano se noi se noi fossimo partiti con Mazzarri quest'anno? Saremmo scesi in piazza. Dici, ma tu che stai facendo? Mazzarri, dopo Spalletti, Mazzarri, dobbiamo essere onesti, c'ha ragione, saremmo scesi in piazza. Adesso ce lo facciamo piacere perché non sopportiamo Garcia, perché ci sembra tutto sbagliato, eccetera, eccetera. Ma non è una scelta logica, perché se noi ci siamo lamentati di Garcia che non ha saputo far giocare la squadra come la faceva giocare Spalletti, perché dovrebbe farlo Mazzarri? Non è una scelta, poi lo farà e saremo tutti contenti, ma perché lo dovrebbe fare Mazzarri che non ha il background e l'esperienza e la carriera di un allenatore tipo Spalletti? Non ce l'ha proprio, l'idea del dominio, l'idea del giocare in un certo modo non ce l'ha. Se l'ha studiata e la mette in pratica con questi giocatori che lo sanno fare a memoria, benissimo, evviva, ma non è lui. Dice ma non c'era nessuno, non è vero che non c'era nessuno, c'erano altri allenatori. Ma vengono gli altri allenatori? Probabilmente no. Quindi io quando contesto questa scelta mi rendo anche conto che ti ci sei messo tu in questa scelta, perché hai creato un vuoto generale dove gli allenatori ti dicono di no e non vogliono venire. E per questo rischiamo di diventare un'altra volta un meme. E non voglio essere un meme. Tu scudetto, cavolo. C'è scudetto, comunicazione di servizio. Perché non mi mandi il link qua in live così facciamo entrare qualche amico bellino, una mezz'oretta di domande? 20 minuti, amico mio, 20 minuti mi sembra una buona idea. Io prendo il link, lo mando, lo facciamo velocemente. Sì, apriamo a tutti, facciamo così, lo mandi tu in chat. Adesso lo mando nel gruppo dei vocali. Poi purtroppo il rigore c'era, dice qui. Io lo mando un pochino in giro, proprio 20 minuti al volo, proprio per salutarci, dopodiché ha già partito l'Italia, gruppo dei vocali. E non siate timidi, basta anche un saluto volante, mi salutate e ve ne andate, mi salutate e ve ne andate, mi salutate e ve ne andate, una domanda, una considerazione, un saluto, un abbraccio, un bacio. E alla grande. Questa è la cosa così. Sì, e io in questo non lo seguo. Io lo seguo quando lui fa la riflessione, dice se lo avessimo preso a inizio anno sarebbe stata la rivoluzione e nessuno l'avrebbe accettata. Quando lui dice la scelta più logica non lo seguo. Io non lo posso seguire per tutto. Però mi fa piacere che quando poi io ascolto l'opinione di vari opinionisti e di vari giornalisti, io non sono in disaccordo con tutto e non sono d'accordo con tutto. Avendo tempo a disposizione in futuro, uno sarebbe pure sfizioso, ma non si può fare, penso a livello anche di copyright, dico proprio non la controinformazione, perché alle volte dicono delle cose vere e condivisibili, proprio dicono una frase senza contraddittorio perché magari lo stanno in radio e quindi ci sono dei tempi tecnici, frase senza contraddittorio, pausa, io che rispondo o voi che lo facciamo in live e voi che rispondete, dice con Garcia non ci sono più passaggi in avanti, passaggi all'indietro, ti stoppo, frase, vado a cercare i numeri dei passaggi in avanti e vedo che con Garcia ci sono più passaggi in avanti. Fabio, ti sembra una buona idea? Io praticamente metto le cose in sottofondo. Aspetta, fammi sentire se ti sento. Ti sento?
Mi senti? Mi sento bene. Metto le cose in sottofondo, pausa, poi controllo, dico qua sono d'accordo, qua non sono d'accordo, e poi mi devo licenziare da musicista perché non giusta Tibbe fa tutto questo. Troppi cose. Un po' troppe cose. Fase qua, fase là. L'ho mandato il link, cari amici bellini. Va Quindi bene, magari c'hanno un quarto d'ora se vogliono passare a salutare, dopodiché ci rimaniamo. passateci a salutare. E poi, visto che tu hai detto che c'è la trasferta, magari ci andiamo a Milano, vai là, c'è la partita a sto punto. Comunque sia, allora, due considerazioni. Partiamo ovviamente dal tema della serata che tu hai detto, la nazionale. Direi che è stata una partita pessima, conoscendo magari, diciamo, Spalletti. Forse siamo abituati noi male, però l'Ucraina non ha giocato venerdì e poi questi qua sono tutti 1,90 minimo e giocano tutti quanti in Premier, quindi il ritmo è un attimo diverso. Ecco perché la scelta di Zaniolo, perché sappiamo Spalletti sulla fisicità come ci tiene, quindi Zaniolo ha giocato solo per questo, che poi è scarso proprio, ma diciamo è l'unico modo, l'unica cosa che mi sento di dire, perché pure l'anno scorso nelle partite più, diciamo, questo era decisivo, quindi le partite decisive Spalletti si affidava diciamo, a tutti i marcantoni della squadra. È giusto, è una considerazione logica. Non lo so se gliel'hanno chiesto, se glielo chiederebbero mai, però secondo me questa potrebbe essere una risposta onesta. Anche perché per quanto riguarda l'uscita di Politano, stavo leggendo i ragazzi tutti che dicevano è sconcertante, l'ha bruciato, magari così, magari così, se l'avesse fatto Garzia, l'avesse tolto Politano, vabbè, diciamo. Però il discorso è chi togli. Kenner è entrato da poco, Scamacca al posto di Raspadori un unico attaccante, dovevi togliere un centrocampista, ma già aveva messo Cataldo Montesanto al posto di Giorginio, quindi Cristante, quindi cioè di cosa stiamo parlando? È stata una scelta. Ciao Vincenzone. Ciao Valerio, ciao Fabio. Ciao Enzo. Che se Spalletti avesse avuto Vincenzone in panchina, metteva a lui al posto di Politano. Perché... magari. Diciamo che al momento non è possibile. Non è possibile. È così. Mi fa piacere un po' stare con voi a parlare un po' con voi anche prossimamente. Speriamo che per la settimana prossima riesco a fare qualche avvenire, capirai il piede poi. Vediamo. La partita vera e propria, la partitella, probabilmente non riesco a farla, però il vederci magari la partita insieme in un locale c'è una mezza idea e vi farò sapere al più presto. Dico a Carlo che vedo qua in sottofondo, vedo device not connected, cioè ci sei nel link ma non ci sono né microfono né fotocamera, fai qualcosa. Devi attivarlo dall'impostazione lo rispieghiamo per l'ennesimo anno. Amici di Android. Per gli amici di Android dovete attivarlo dalle impostazioni del browser, che sia Google Chrome, quello che voi usate. Proprio entrate nelle impostazioni, attivate il microfono e la videocamera. Pashk, io parto quando è? Domani sera, insomma sarò a Roma il mercoledì e poi quindi mercoledì sera arrivo a Napoli e sarà poco tempo perché poi c'è un sacco di lavoro, però sono riuscito a incastrare questo periodo, ho detto di no un paio di serate e giusto il tempo di dare un bacio a mamma che vuole fare la festa del secolo e quindi almeno, visto che non ci sta la possibilità di andare allo stadio, che porto anche bene con gli amici, almeno vediamo di vedercela in qualche schermo, in qualche locale. Per chi sta a Napoli, lo so che tanti seguono anche da tutto il mondo, e quindi vediamo chi riusciamo ad abbracciare. Poi al tempo, vedi, siete tutti a New York, quelli che riescono a passare per New York, io ho sempre una serata, chi arriva è mio ospite sempre.
Vale, giochiamo a fare un po' la mazzarriata della serata con l'analisi tattica. Puoi aprire magari la lavagnetta, così magari diamo un tema per gli amici. Ragazzi, entrate, non avete vergogna, stiamo io, Valerio e soprattutto Vincenzo. Quindi vediamo, allora, lavagnetta. perché una mezza idea ce l'ho, visto che Cavara è tornato che è squalificato, Olivera è tornato che è squalificato, Politano non ha giocato. Mo' è squalificato Kvara, perché prima non era squalificato, ce l'avevano infatti, era diffidato e ammonito con la Spagna. Bravo. Allora, vediamo di mettere la lavagnetta. Eccoci qua. Caiusta ha giocato, la Svezia ha perso di nuovo, mi sembra. Caiusta ha giocato, mi pare che ha vinto la Svezia stavolta. Ah, ha vinto stavolta. Lobot che non ha giocato, vabbè, la Slovacchia già era qualificata, quindi è una nota positiva anche lui. Ecco, io ti do il portiere, solo quello ti do. Mi dai il portiere, esatto. Che per me gioca Collini. Su questo non abbiamo dubbi, perché Meret è ancora indisposto. Facciamo un pochino Mario Rui 2 mesi, vale? Ricordiamolo, Mario Rui fermo 2 mesi, Meret 3 settimane. Ora dobbiamo vedere Lindstrom domani e soprattutto Lobot. Vale, ce l'abbiamo fatta! Eccola! Mi sentite? Sì. Sto bene? Che bello. Ah, finalmente riusciamo anche a farti conoscere dalla community, che sei sempre tra le più attive e tra le più pertinenti, se mi è concesso di dire. Meno male. Una cosa ogni tanto. No, è vero, a volte mi mette pure a me in difficoltà, perché fa domande talmente precise che non so se poi dopo, diciamo, devo essere più tecnico o più ironico. La vorrei alla sala stampa al posto di qualche giornalista. Ma magari. Allora, io qua c'ho ancora Lozano, mi sa che lo devo togliere. Ecco, Osimhen mettiamolo qua, perché non sappiamo se riuscirà a recuperare, lo consideriamo, diciamo, arruolabile per la panchina, speriamo che possa recuperare per la panchina. Credo che comunque dubito che lo riesca. Vai Vale, dai tu un difensore, diciamo, sceglilo, qualsiasi. Allora, il dubbio è Ostigard, nel senso che io credo che lui, avendo lavorato con Rachmani e Nathan, what's up? A tavola, ha detto a tavola, quindi abbiamo 10 minuti, ragazzi. Rachmani Nathan, dico io. Nathan però c'era, Nathan c'era. Nathan è andato in galleria a mangiarsi le sfogliatelle. L'hanno visto col cappellino, tutto incappucciato, aveva rischiato di bloccare il traffico, ma veramente il ragazzo adesso altro che imparare l'italiano, si è inserito. Vai, scegli un difensore. Valerio ti ha dato un suggerimento. Sì, no, vi ho perso per qualche secondo, era diventato tutto nero. Juan Jesus è l'unico giocatore che aveva Mazzarri con l'Inter. Dici? Il grande GG, magari metterei un attimo nell'opzione in cui Olivera non dovesse farcela. Ricordiamo che Olivera dovrebbe stare in viaggio, lo mettiamo tra i titolari. Cioè, oddio, essendosi riposato, forse tecnicamente ce la dovrebbe fare. Deve stringere i denti. Potrebbe dover stringere i denti. Come doveva stringere i denti di Lorenzo, come al solito. Lobotka, Anghissà. Ora Anghissà attacca e stacca. Lo recuperiamo con Mazzarri? Il nuovo Berami? Gioca Elmas se Zielinski non ce la fa. Chi? Però Anghissà lo metti lo stesso, vabbè. Sì, gioca Lobotka, forse Lobotka, perché bisogna vedere la caviglia, ma Anghissà Elmas al 101% della domenica. Ok. No, perché tu nelle ultime partite, nelle ultime analisi comunque l'hai visto meglio. A me veramente mi ha fatto chiamare diversi santi dal calendario Anghissà le ultime partite. Non è colpa sua. No, figurati, cioè, pure l'anno scorso era questo, però
2 o 3 partite, pure nell'ultima reaction pure Valerio ne ha chiamati diversi di Sambi. Sì. Vediamo che Carlo ce l'ha fatta. Carlo, devi solo aggiungere un microfono. Sempre nelle impostazioni. Per un secondo l'abbiamo intravisto. Vai, lavoraci. Quindi Dasiak si dice un gran bene, non lo consideriamo. Simeone. Ma glielo facciamo scegliere a Vincenzone, l'attaccante. Vale, vai. C'è un dubbio tra Lindstrom e Raspadori. Lindstrom è infortunato, vince. E allora Raspadori. Dobbiamo valutare l'entità dell'infortunio per Lindstrom. Però prima leggevo che era solo una botta. Solo una botta? Dicono sì, dice che è uscito prima per una botta, ma non specificava. Però poi viene una domanda spontanea: se al 100% non gioco, figuriamoci con una botta. Questa è una cosa logica. Guido Gentile. Buonasera. Ciao Guido. Accanto a te un volto nuovo, Valentina. Che ci Salve Guido. Buonasera Valentina, non può che farci infinita gioia la sempre più massiccia, speriamo, per facciamo i complimenti a Spalletti che dopo una stagione trionfale sembra un po' allegriana questa cosa, ma non è detta con l'ironia, comunque con una nazionale che ha tanti problemi, non li ha risolti in poche partite, comunque ha strappato la qualificazione con molte ombre, perché nel primo tempo meritava anche il gol, però il finale, a parti invertite, io penso anche i commentatori italiani avrebbero gridato, non dico allo scandalo, all'imprecisione. Ti volevo fare una cosa, perché credo, innanzitutto l'argomento principale, per quanto immagino sia il Napoli, va riconosciuto che la qualificazione comunque permette all'Italia di andarci a giocare una competizione europea e teoricamente difendere il titolo. Che da grande appassionato del tennis, uno sport che si è mantenuto su livelli altissimi, ha proseguito anche nella grande mitologia delle rivalità sportive nel senso nobile. La finale, che chiaramente ha visto perdere il nostro bravissimo italiano, ma ecco, è uno di quei casi dove tu non hai sentito la retorica, è una sconfitta che fa bene, invece in quel caso si può dire. Notavo come, non è la prima volta, i guardalinee, chiamiamoli così, cioè i giudici di linee, ma non sono bravi, non sono bravissimi, probabilmente non sono più esseri umani. Parliamo di uno sport dove servivano 204, 208, 209, 214, la seconda di servizio quando era bassissima, no? 159, mi si spende 170. E quando chiamavano il controllo dell'occhio elettronico, no? Tu vedevi tutte queste chiamate, tutte precisissime, no? Era del tutto umano che avessero sbagliato una chiamata. No? Poi tra l'altro parliamo di una pallina da tennis che è piccola così, una linea che piccola così, ha una palla che va a 208 km orari. E perché non li prendete gli arbitri tra i giudici di linea del tennis? Perché a volte, anche se sono molto vicini, fanno degli errori macroscopici, pensando a quello di stasera. È il ginocchio che prende la gamba del giocatore ucraino, Valerio. Ok, perché il contatto con il piede, il dubbio non si era capito, ma è il ginocchio prima. Spesso non si guarda sopra e si concentra sui piedi, ma ci sono altre cose. Ed mi hanno mandato un video privato ed è sbagliato che non hanno fatto vedere i vari replay. Comunque facciamo i complimenti a Spalletti. C'è anche da dire che è una nazionale che poi le partite deve vincere non le vince, E quando si alza il livello, abbiamo visto anche con la stessa Inghilterra, prendiamo delle sonore sconfitte, c'è molto da lavorare da tanti punti di vista, però il mister è passato da un trionfo che ha reso felice un popolo in tutto il mondo, perché poi c'è un napoletano veramente in ogni parte del mondo, e stasera ha reso felice una nazione e anche tanti italiani che anche questo hanno colonizzato in modo pacifico il mondo, quindi è passato da un trionfo all'altro. Noi gli facciamo i complimenti. Nikita Pontina è forte, però questi ragazzi dovrebbero giocare. Quella domanda l'ho letto, poi mi sono assentato perché pure Guido ce ne ha che fare. È molto forte, però questi ragazzi come dovrebbero giocare. L'anno scorso ha fatto anche bene, però no, la Serie B. Poi mi sembra un ragazzo molto serio, con anche una buona solarità, per quanto i portieri molto spesso sono più introversi.
anche per il ruolo difficilissimo, isolato, per quanto adesso però è molto meno isolato rispetto a un tempo, perché giocano molto di più con la squadra. Però è chiaro, questa è una piccola soddisfazione, dissi che Garcia aveva tanti problemi, non si sarebbe inguaiato con un altro problema con l'alternanza dei portieri, non credo che lo farà nemmeno Mazzarri, quindi parliamo del nulla. Sarà Meret il primo e Gollini il secondo, e continui sperando che non ce ne sia bisogno, anche se è un portiere che io, proprio per il bene che voglio a questi ragazzi giovani, avrebbe bisogno di farsi 2 anni di Serie A in qualche squadra e vedere se poi ha dicono che quello che ha più tecnica, tra l'altro, dei portieri, però devono farsi i campionati interi, soprattutto un po'. Vabbè, Guido, però diciamo pure che Meret è del Napoli e Gollini è in prestito, quindi No, ma assolutamente, Meret è del Napoli in scadenza con opzione unilaterale, assolutamente, ma ho letto la notizia, chi mi piace di più, è ingiudicabile, nel senso, di quel poco che abbiamo visto, tra l'altro fa anche molto spirito di squadra, lo vedremo anche negli anni passati, però merita di giocare, cioè il terzo portiere deve essere un portiere anzianotto. Sui portieri poi, e chiudo questa parentesi, visto che era stato richiesto, io continuo a pensare che fu fatto un errore lì proprio di programmazione, perché noi ce l'avevamo in casa per il futuro, tra l'altro a costo zerissimo, una soluzione perfetta, perché è uno di quei rari casi dove la soluzione è perfetta da ogni punto di vista, ovvero prendi una giovane promessa che ha fatto poca Serie A perché mezza stagione la saltò per infortunio, ma dicono che sia un talento incredibile. Meret, hai il miglior portiere con i piedi al mondo, che è Pepe Reina, che gli può fare da chioccia, non solo per fatto dei piedi, è il portiere delle partite di Coppa, e Meret non si sente intimorito, si fa le sue 20-24 giornate in campionato, e se salta qualche giornata, no, per qualche piccola alternanza, Meret, insomma, di fronte a Pepe Reina, non si crea quell'alternanza. L'alternanza dei portieri non può essere, l'abbiamo visto anche Gigi Donnarumma, tra 2 portieri equivalenti, però in quel caso hai un portiere molto esperto e carismatico che può essere veramente un mentore, una guida, è già tuo, è in scadenza, devi solo pagare il contratto, che può far migliorare sia da un punto di vista tecnico, tattico e caratteriale, e che non lo metti in ombra, e nello stesso tempo Meret non umilia, metti in ombra Pepe Reina. Però sappiamo il presidente con determinati personaggi carismatici proprio non li ama particolarmente. Si prese il secondo dell'Udinese, ma poi c'è stata questa alternanza, perché prendemmo un portiere più o meno equivalente ma molto più esperto, ma non così grande come Pepe Reina. A questo punto non aveva senso aver preso un portiere esperto per esperto, ti tieni Pepe Reina piuttosto che prendere Ospina, no? Quella è un'operazione che non mi è piaciuta e non la stiamo pagando. Quindi adesso che non c'è questa equivalenza, per quanto Gollini pure lui sta dimostrando di essere solido in porta, però è un'operazione sinceramente, visto che dicono sempre la società programma, che anche da un punto di vista economico, visto che non esponeva la società a una spesa, no? Cioè tu devi comprare un portiere e spendere molti soldi, no, il tuo è in scadenza, devi semplicemente prolungare il contratto, non aveva fatto manco richieste enormi, sappiamo tra l'altro Pepe Reina il legame col Napoli e l'ha continuato a mantenere anche negli anni, però ormai bisogna vedere se rinnova, perché poi di grandi richieste Meretti in giro non ne ha. Nikita deve andare a giocare in qualche squadra, è un lusso avere un terzo portiere così relativamente giovane, intendo, però non è più neanche tanto giovane, nel senso non è un 19enne, 20enne, dici ok, a quell'età devi giocare, penso proprio umanamente. Guido, ti faccio fare una domanda da Valentina e chiudiamo, perché sono in estremo, sono over. Vai Valentina, se hai una domanda per Guido, che è un incontro tra la prima volta. Sì, in realtà un po' impreparata, che stando Ho una considerazione da condividere, vabbè. No, in realtà mi sono trovata molto d'accordo nell'ultima live, diciamo quella un po' improvvisata dopo l'esonero di Garcia, che onestamente, come diceva Guido, nemmeno io mi aspettavo un accanimento di questa posta, sinceramente post da tutto non pensavo di vedere un'aggressione così a prescindere, ma proprio da prima che Garcia mettesse proprio un piede sull'erba, cioè già da subito proprio. E sinceramente mi dispiace più che altro il fatto di essere diventati già un meme da subito, sempre questa cosa, insomma, di non essere riusciti a
a lottare proprio per difenderlo questo scudetto. Cioè, siamo come se fossimo partiti già sconfitti in partenza, ecco. Perché insomma i discorsi qua nella community comunque eravamo tutti un po' tranquilli da questo punto di vista, perché lo sapevamo che non sarebbe stata un'annata come quella dell'anno scorso, cioè, lo sapevamo bene qual era l'obiettivo quest'anno. Però il fatto di non averci neanche provato a difenderlo questo scudetto un pochino dispiace sinceramente, perché veramente si erano fatte tante belle cose l'anno scorso e c'erano comunque le basi per poterci provare a farne di altrettanto belle quest'anno. Ovviamente non per forza puntando alla vittoria dello scudetto, però si poteva veramente fare un bel percorso. Valerio, io credo che ci sono determinati esempi, no, di personalità. Non mi piace manco poi chiamare ormai gli esponenti della tua community, per scherzare, noi ci definiamo amici bellini, che dimostrano molta più, nonostante la giovanissima età che intimorisce, sono più intimorito da Valentina che lei da me, posso assicurare, molta saggezza, equilibrio, anche piacevolezza, no, di affrontare lo sport, che sono grandi esempi purtroppo che vengono persi, perché poi noi abbiamo un calcio sempre più urlato, no? Quindi questo sereno, insomma, parere triste, no? Perché lo possiamo dire, no? Tra l'altro del tutto legittimo, no? Ho detto che io sono triste perché, ma non afflitta, mi sembra. E io volevo lanciarvi un altro spunto, poi lasciamo Valerio che tra l'altro è in partenza. Ci torneremo a parlare di questo, perché da un punto di vista mediatico ci sono tante cose che sono sbagliate e tolgono energie, ma è un argomento molto delicato, grosso, e poi nel tempo probabilmente usciranno altre verità. È vero, tra l'altro questo personaggio può avere tutti i difetti di questo mondo, ma era antipatico prima di scendere dall'aereo. Tra l'altro un popolo che per molti millenni è stato un popolo di accoglienza, diciamo, no, millenni no, però centinaia di anni, sì. Però poi colleghi non vi dovete lamentare quando ci insultano gli stadi, perché questo fatto, la Spock è francese, mi ha dato molto fastidio, ma mettiamolo da parte. Lo spunto che volevo lanciare, stavo riflettendo in queste notti, che sto dormendo sempre di meno ormai, nel corso di questi anni, e a questo punto non è una sola volta, cambiando gli interpreti, il Napoli ha dimostrato sempre una certa difficoltà, ripeto, cambiando gli interpreti, con determinati allenatori che avevano un certo spirito, non solo europeo di vivere il calcio, ma un certo spirito di libertà. Ancelotti veniva insultato troppo fluido. Probabilmente c'è Calabria, Guido. Che forse Gattuso è stato quello che è riuscito a trovare un equilibrio, no, tra essere molto di campo presente, però veniva costantemente insultato, no? Quindi quando questa squadra è chiamata a metterci molto del proprio, si smarrisce, non è solo un fatto di distanza, e questo è capitato con determinati allenatori. Attenzione, non sto cadendo nella retorica, e prima di 3, 4, 5 partite non vorrei proprio affrontare il capitolo da un certo punto di vista di Mazzarri, perché è talmente triste tutto quello che stiamo vivendo. Questa cosa, no, c'è un uomo di campo, è proprio un fatto che quando sono chiamati a fare uno step, non dico successivo, diverso da quello che è un certo tipo di core, è come una sorta di coperta di Linus, ecco, così è un po' più raffinata e diversa dalla narrazione stucchevole retorica e anche abbastanza noiosa. E questo però è inquietante e mi rassenera nei vostri confronti, perché poi l'analisi di Guido è stata proprio giusta dal primo momento. Il primo, quando io scrissi segretamente a Valerio, ma quest'uomo si è reso conto dove si è andato in finale completamente, ed è vero, alla fine ci ha rimesso tutto lui. E il secondo, ho detto, noi siamo figli di un equivoco tattico, tecnico, industriale, no, di giocatori, e ci stiamo portando avanti, e che adesso non ci scioglieremo, perché poi, e Valerio lo dice bene, io sono una brava persona, non perché me lo dico io, perché proprio stasera mia madre dice, guarda, io che mi sfotto, no? Ho detto, incontrare le signore in un imbarazzo per tutti i complimenti che fanno questo. Ho detto, perciò non faccio capire, ho detto, perché però non posso operare una persona al cuore. Dice, ma come, sei una brava persona? Ho capito, ma l'ammazzo. No, ho detto, non è che il fatto che sia, oppure si impegnerà al 1000%. Sì, ma il fatto che una persona, ci sono persone che si possono impegnare, Valerio, in tutti i campi, al 1000%. Non dico che tu devi essere Carlos Santana o Jimi Hendrix, ma sono scarsi come musicisti.
anche per fare il giro di Doha. Quindi non è l'impegno è da un punto di vista etico-morale, che uno dice, però sei impegnato. No, non basta, anche perché stiamo parlando di Serie A, stiamo parlando di un campione d'Italia, quindi ok l'impegno, ok che sia studiato, tutta questa retorica. Invece ho detto, mentre c'era tutta questa narrazione in questi giorni per questo grande ritorno, io riflettevo, ho detto, questa squadra, perché uno degli elementi di difficoltà di quest'anno, a prescindere di qualche errore del singolo, a prescindere anche qualche evento sfortunato, io me lo sono rivisto non certo per sadomasochismo, ma veramente il gol che abbiamo subito con l'Empoli, va a fare un tiro interno all'uscire che prende l'ultimo millimetro del palo e ti entra dentro, cioè non è girata tante cose alla sorte, però non ci aggrappiamo alla sorte. Però ho detto, però questa squadra quando è chiamata a fare un discorso, non dico di fantasia, detto adesso cavatevela voi, forse solo Kvicia, dove anche lui in campionato a volte per un'unghia, per una cosa non è andata bene, ed è uno step che bisogna capire se poi sarà in grado di fare per il futuro, perché può determinare anche una vittoria molto importante oppure non sarà mai nelle nostre corde. È un interrogativo che io vi lancio, che non è né polemico né velenoso, ce n'è già troppo di veleno nel calcio, e sono contento che Valerio non solo ormai l'ha debellato, ma ha proprio scoraggiato sul nascere eventuali personaggi che volessero pure entrare a rompere le scatole. Quindi è un interrogativo puramente calcistico. Io per primo ci voglio riflettere, riguardare delle partite nella mia testa con occhi diversi, però secondo me è importante, perché se non si capiscono i vari problemi, non ci si può aggrappare solo alla sfortuna, all'infortunio, che una squadra può aver avuto nel corso della stagione. Poi ci aggrappiamo invece alle frasi fatte, il motivatore, cose e poi ci possiamo trovare fortemente delusi. Ecco, poi io penso sempre, quando abbiamo vinto lo scudetto, l'ho dedicato, non che io l'abbia vinto, no, a due categorie di persone principalmente, no, chi non c'era più, e sono molto contento per i bambini, no, tutte le bambine e i bambini, perché ho detto, io comunque 2 scudetti li ho festeggiati, no? È anche giusto che adesso le giovani generazioni vivano il loro scudetto, e quindi è bello sentire le parole di una ragazza relativamente giovane, ha detto, non sei una bambina Valentina, però non sei vecchietta come me, che segue il calcio con attenzione e che rimane delusa poi non arrabbiata, secondo me, delusa. E noi dobbiamo deludere poco gli appassionati, no? Ho detto, però insomma la stagione non è affatto lunga, la stagione è cortissima, perché sono queste partite che ormai determineranno il dentro o fuori. Possiamo fare nulla, quelle parole possiamo vigilare, possiamo far sentire, no, perché poi alla fine Osimhen non sbaglia il rigore, non è che noi non vigilavamo, non tifavamo, non eravamo vicini alla squadra Osimhen in quel momento Bologna. Possiamo però non alimentare la bruttezza, sono giorni anche molto delicati per quanto riguarda la società italiana, è inutile nasconderci, ma non voglio intestinare di Valerio, però noi abbiamo problemi sociali seri, e non è inserire una nuova legge sull'omicidio che li risolve. No, quindi lo stop immediato, non c'è proprio il tempo. E questo no, per dire, quindi no, me ne devo andare, che vogliamo fare? Me ne devo andare. No, buon viaggio. Volevo far salutare Carlo, che sei riuscito ad attivare anche il microfono? Sì. Grazie. Ok, piacere di conoscerti, Carlo. Non so se hai una breve domanda o considerazione, perché siamo veramente oltre il tempo logico che mi divorzio. No, solo una cosa su Mazzarri, diciamo. Vai, Carlo. Vabbè, sono contento che Mazzarri è tornato a Napoli. Perché c'hai il retaggio romantico, o perché lo vedi che può dare qualcosa a questa squadra che non abbiamo visto? Secondo me può dare molto. Bene, allora chiudiamo con questa nota positiva, che mi fa anche piacere farlo. Vi abbraccio tutti, grazie Vincenzo, grazie Fabio, grazie Carlo, grazie piacere mio, grazie Guido, che proprio a volo ti ho invitato, è stata quasi una trappola, e ti ringrazio sempre per la tua disponibilità. Ci aggiorniamo con nuovi video, conferenze, eccetera eccetera.
tra i viaggi e tra gli aeroplani. Un abbraccio a tutti, la sigla finale. Una buonanotte a tutti. Basta che buonanotte a tutti. con nuovi format. Buonanotte. Nuovi format. No, non lo dire. No. Ciao. Ciao, 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 ciao. La sigla comunque per correttezza si deve fare. I rigori, Mazzaro si fa tirare meglio i rigori, già potrebbe essere un grande fatto, perché